tre buone giornate, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Quest'oggi resteremo insieme fino alle 13:30. In apertura subito i dati relativi all'andamento della pandemia. Appena arrivato l'ultimo bollettino di Azienda Zero relativamente all'andamento dei contagi nel Veneto e purtroppo c'è un dato davvero preoccupante, perché quest'oggi, cioè nelle ultime 24 ore, nella nostra regione si sono registrati 25.166 contagi, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Possiamo anche vederlo insieme con l'aiuto della grafica, ed è pesante anche il numero relativo ai decessi, più 44 persone che hanno perso la vita nella nostra regione. Ieri, lo ricordiamo, erano stati solo, si fa per dire, 6.381 i nuovi positivi, ma con la ripresa dopo il giorno festivo della normale attività di tracciamento il dato è schizzato subito alle stelle. Dicevamo 44 anche il numero delle vittime, che porta ad un totale di 12.797 il numero dei morti, delle persone che hanno perso la vita in Veneto a causa del Covid. Crescono anche i numeri ospedalieri. Abbiamo infatti, per quanto riguarda i posti letto occupati da malati Covid in area medica, più 31 rispetto a ieri, per un totale di 1.797 persone ricoverate, mentre sono 208 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, più 3 rispetto a ieri. Una situazione quindi che sicuramente impone delle riflessioni anche diverse rispetto a quelle che proprio ieri erano state effettuate, quando sembrava si fosse da qualche giorno in una fase, diciamo, di plateau dell'andamento dei contagi. E proprio per parlare di pandemia abbiamo in collegamento il dottor Sandro Cinquetti, direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 1 Dolomiti. Buongiorno dottor Cinquetti, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a chi ci sta guardando, grazie. Ecco, allora dicevamo dati preoccupanti. Peraltro anche il dato, stavo vedendo, relativo alla provincia di Belluno è sicuramente il record di sempre, 951, che per gli abitanti, insomma, della provincia di Belluno è un dato molto elevato. I dati, diciamo, cosiddetti del cavallo tra lunedì e martedì sono sempre i dati più impegnativi, perché di domenica c'è un po' di rallentamento della processazione dei tamponi che viene recuperata nel giorno successivo, quindi vediamo di solito il lunedì dei numeri più contenuti e il martedì questi numeri crescono enormemente. Bisogna fare riferimento all'incidenza settimanale. Attualmente Belluno e il Veneto viaggiano intorno ai 2.000 casi su 100.000 abitanti. È un'incidenza settimanale, cioè il numero di nuovi casi su popolazione ogni settimana, che quindi dà una rappresentazione più equilibrata e più spalmata, molto importante. Ricordiamo che tutte le autorità sanitarie nazionali ritengono, giustamente, che sia importantissimo far arrivare l'epidemia al di sotto dei 50 casi su 100.000 abitanti settimanali. Come vede, oggi ne abbiamo molti di più, perché se abbiamo 2.000 su 100.000 abitanti è 40 volte tanto il limite, chiamiamolo, di tranquillità. Questo comporta ovviamente un enorme numero di tamponi, perché i casi, quando entrano nella condizione di caso, cioè di soggetto positivo, poi ne devono uscire con un tampone. C'è un po' di alone sui contatti conviventi o contatti stretti, e poi abbiamo l'ambito scolastico estremamente impegnativo, che sta mettendo in evidenza un numero di positività crescenti con le classi che vanno in quarantena. Fase molto impegnativa, speriamo nelle prossime giornate in un rallentamento epidemico.
Ecco, proprio facendo un focus sulle scuole, dottor Cinquetti, insomma abbiamo visto che sono a 8 giorni insomma, dalla ripartenza dell'attività scolastica dopo le vacanze natalizie, il numero di classi sottoposte a provvedimenti tra quarantene, monitoraggi eccetera è letteralmente schizzato alle stelle, nonostante insomma tutto sommato la vaccinazione dei ragazzi sia andata, soprattutto per quelli un po' più grandicelli, sia andata abbastanza bene, no? La scuola è un ambito che sapevamo prima che riprendesse l'attività avrebbe manifestato la sua complessità. Ci sono anche regole per le quarantene in ambito scolastico non semplicissime, ecco, un caso, 2 casi, 3 casi, mettere insieme tutto questo, vaccinato, non vaccinato, in un contesto misto, palesemente misto, non è semplice, a volte non è nemmeno compreso dalle autorità scolastiche o dai genitori. È una fase difficile anche dal punto di vista della gestione, però è stata fatta, credo anche con elementi di correttezza, questa scelta di tenere con tutte le forze la didattica in presenza, ma noi vediamo una casistica crescente, un numero di classi che appunto sono chiamate ad andare in quarantena o comunque con provvedimenti significativi a loro carico che ci sta mettendo in grande difficoltà, oltre al numero di tamponi correlati appunto alla sorveglianza scolastica, che è un numero crescente ed importante, non semplice da gestire. E infatti l'abbiamo visto, no, in queste giornate un po' in tutto il Veneto, con le lunghe code che ci sono ai centri tamponi, le difficoltà nell'accedere, le lungaggini anche spesso poi nel avere l'esito di questo tampone, no? Perché ovviamente anche i laboratori sono fortemente sotto stress in questa fase, con dei numeri così elevati di positività, diciamo. Nello specifico, diciamo, nell'USL 1 Belluno Dolomiti, dottor Cinquetti, come state in qualche maniera affrontando questa onda montante, soprattutto appunto per i bambini, per i ragazzi delle scuole? Stiamo gestendo, diciamo, nel giorno per giorno le classi che emergono e tenendo buoni rapporti, rapporti con le autorità scolastiche per una gestione equilibrata e ragionevole. Tornerei un attimo, se me lo consente, sul tema dei tamponi. Abbiamo fortemente potenziato l'offerta, abbiamo 4 Covid point stabilmente attivi, Paludi attivo praticamente tutto il giorno, tutti i giorni, Feltre attivo tutti i giorni escluso la domenica, TAI di Cadore a servizio del Cadore, Agordo a servizio dell'Agordino. Un territorio così ampio richiede un'offerta molto ampia. Questo comporta grandi sacrifici nella turnistica di infermieri e di operatori da mettere in campo, però lo sforzo di questo momento è assolutamente necessario e anche ai nostri operatori stiamo chiedendo veramente un impegno straordinario. Speriamo, ripeto, che nelle prossime 2 o 3 settimane si osservi un rallentamento epidemico, perché con questi ritmi è difficile. Anche i nostri laboratori, il nostro laboratorio è in difficoltà. Fino a pochi giorni fa riuscivamo a garantire la risposta al tampone molecolare entro 24, massimo 48 ore, adesso in alcune giornate andiamo veramente in difficoltà e superiamo le 48 ore. Questo è non semplice, aiuterebbe avere la possibilità di far uscire dall'isolamento i soggetti positivi con dei tamponi, chiamiamoli, più veloci, rapidi li chiamiamo, cioè con dei tamponi antigenici che non richiedano passaggi laboratoristici complessi. Ecco, perché attualmente per uscire dalla quarantena il positivo deve necessariamente fare il molecolare, no, dottor Cinquetti? Allora, è raccomandato per il positivo, per uscire dall'isolamento, perché una piccola, diciamo, chiarezza anche terminologica, il positivo va in isolamento, il contatto di caso va in quarantena. Ha ragione, chiedo scusa. No, non è così. Chiamiamo anche noi quarantena, a volte si chiamano... Nel gergo comune, diciamo, utilizziamo il termine quarantena, anche se effettivamente in realtà il positivo è in isolamento e non in quarantena.
Sì, se non è zuppa è pan bagnato, no? Cambia poco, la sostanza è che la persona se ne sta a casa, però adesso c'è anche l'autosorveglianza per il contatto di caso vaccinato completo, quindi c'è una, diciamo, definizione di condotte, di misure contumaciali, si chiamano così, anche in ricordo proprio della contumacia che hanno inventato i veneziani tantissimi anni fa, insomma, all'epoca della peste, per il controllo di questi grandi fenomeni epidemici che, a dire la verità, farebbero impallidire gli attuali fenomeni epidemici, perché stiamo parlando di cose che portavano via quote enormi della popolazione, ma insomma questo è accaduto nella storia. Oggi siamo chiamati ad affrontare questa epidemia con queste misure. L'isolamento è una misura che si applica ai positivi. Il positivo, per uscire dall'isolamento, appunto, è raccomandato esegua un tampone molecolare o un tampone antigenico di seconda, terza o quarta generazione. È in discussione la possibilità di far uscire il positivo dall'isolamento con un tampone rapido di prima generazione, che è accessibile in tutte le farmacie e in tutti gli studi dei medici di famiglia. Questo velocizzerebbe le operazioni con un po' meno di precisione, ma in questo periodo purtroppo non riusciamo a garantire i livelli di precisione di quando avevamo incidenze 20-30 volte inferiori. Sicuramente. Lei accennava, dottor Cinquetti, anche all'autosorveglianza per i contatti di positivi. Anche questa, diciamo, è una novità di queste ultime settimane che, come dire, forse ha bisogno anche di qualche indicazione più specifica, perché insomma se ne stanno sentendo un po' di tutti i colori in questi giorni, no? Diciamo, che cosa è raccomandato fare quindi per una persona contatto stretto di positivo, e in questo momento, visti i numeri, sono davvero tantissimi. Allora, il tema non è semplice ed effettivamente questi diversi gradi di severità della misura contumaciale non sono semplici da comprendere, e noi stessi operatori dobbiamo tenerci lo schema davanti per essere precisi. Noi dobbiamo essere precisi. Comprendo che per i cittadini non è semplice capire esattamente che cosa deve fare, ma in buona sostanza, per la categoria dei contatti stretti di caso, piccolo inciso, oggi non siamo in grado di occuparci dei contatti occasionali. Ce ne siamo occupati quando l'epidemia era all'inizio leggera, perché avevamo il compito in qualche modo di circoscrivere al massimo. Oggi, col dilagare epidemico, i contatti occasionali o non stretti devono in qualche modo autogestirsi e non fare nulla, quindi occuparsi di se stessi se dovesse insorgere una sintomatologia simil Covid, una sintomatologia respiratoria. I contatti stretti, se sono completamente vaccinati con dose booster o con seconda dose entro i 120 giorni, possono mettere in atto l'automonitoraggio o autosorveglianza. Poi anche lì si usano vari termini, ma cambia poco. Quindi queste persone in qualche modo controllano se stesse, non afferiscono all'ambito sanitario, che è già sotto pressione, ed escono dopo pochi giorni di automonitoraggio con un tampone di uscita, da valutare anch'esso, se proprio necessario, a fronte di assenza di sintomatologia. Quindi in qualche modo il soggetto vaccinato ha un percorso più rapido per il rientro a una vita ordinaria. Ma quindi se fare o meno questo tampone in uscita, no? A chi bisogna chiedere? Perché mi metto nei panni dei molti cittadini che si trovano in grossa difficoltà. Adesso peraltro no, c'è la novità che si può andare a lavorare se vaccinati con 3 dosi, purché con mascherina FFP2. È chiaro però magari che è opportuno non andare al ristorante, voglio dire, piuttosto che al cinema, ma anche qui, insomma, come dire, le situazioni sono molto variegate, e anche i comportamenti delle persone. È un equilibrio non semplice che fa molto affidamento alla
autogestione responsabile dei cittadini, della quale abbiamo assolutamente bisogno in questa fase qua se vogliamo favorire il rallentamento epidemico. I dipartimenti di prevenzione e i servizi di igiene pubblica, che in questo momento stanno mettendo in campo il massimo dello sforzo, sono in grado di gestire con fatica una quota significativa dei nuovi positivi emergenti ogni giorno. A Belluno abbiamo 700-800 casi, noi siamo in grado di gestirne bene 400-500 al giorno, che sono già numeri importanti, poi andiamo in difficoltà. I contatti di caso per definizione devono un po' autogestirsi, ma certamente riferirsi ai medici di medicina generale e ai pediatri se sono bambini. So che dico una cosa riferita a categorie di colleghi anch'essi sotto enorme pressione, perché non sono venute meno le altre malattie. I medici di famiglia, che di fatto oggi per buona parte hanno 1600-1700 assistiti, sono anch'essi in grande difficoltà. È evidente, gli infarti continuano, le patologie croniche continuano e le persone, soprattutto anziane, indipendentemente dal Covid, hanno bisogno di cure e assistenza. Quindi è un momento difficile, cerchiamo di transitarlo con responsabilità, anche mettendo in atto comportamenti di maggiore sicurezza. Non sono questi i giorni della massima frequentazione di contesti affollati. Immagino, ovviamente anche tutte le difficoltà poi conseguenti che ormai posso dirlo senza timore di essere smentita, quasi tutte le famiglie, se non tutte, stanno affrontando, perché con questi numeri in quasi tutte le famiglie un positivo negli ultimi 15 giorni sostanzialmente c'è stato, e con tutte le difficoltà, no, che dicevamo, soprattutto per i più piccoli, quando i più piccoli sono positivi i bimbi, perché poi immagino, no, anche la questione del contatto stretto di positivo nel caso di un genitore con un bimbo è diversa che non quella tra due adulti, no, dottore? È chiaro che magari con un bimbo piccolo non si riesce a mantenere nel distanziamento, nell'isolamento della persona rispetto a quello che potrebbe accadere con adulti, tra adulti, no? È impossibile, evidentemente. Un bambino piccolo deve essere accudito dai genitori e così non può che essere, perché non possiamo certo pensare di portare all'isolamento questi bambini in ospedale. È chiaro. Fortunatamente il quadro clinico dei bambini è di solito molto contenuto. Una volta si riteneva, ma probabilmente è così, che la loro infettività non sia, diciamo, enorme, tuttavia è chiaro che nel contesto familiare la diffusione può avvenire. I genitori di solito non hanno 60-70 anni, quindi il rischio clinico che corrono è limitato, però in questa fase vediamo proprio questi piccoli cluster familiari, ma anche extrafamiliari molto diffusi. Ci vuole capacità di gestione di questi 8-10 giorni di criticità che ogni famiglia, come ben diceva lei, sta affrontando. Passerà anche questo periodo, torneremo ad avere una primavera più gestibile, ma in questo momento ognuno, il servizio sanitario, noi e le famiglie e i singoli individui, siamo chiamati a dare in qualche modo il meglio di noi stessi, anche nei comportamenti individuali. Se devo scegliere di mangiare la pizza insieme con 20 amici, è meglio che lo faccia fra un mese. Io la ringrazio, dottor Cinquetti, speriamo naturalmente di uscire presto da questa quarta ondata che sta davvero mettendo a dura prova i cittadini e naturalmente anche tutto il nostro sistema sanitario. Grazie, una buona giornata e un buon lavoro a Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 1 Belluno Dolomiti. Un saluto, grazie. Grazie a lei, a chi ci ascolta, e auguri per tutto. Grazie, e grazie. Buon anno anche. Grazie, grazie mille. Noi ora parliamo di cronaca e andiamo nel veneziano. Vedo, ecco, che abbiamo collegato il collega Filippo Fois, perché c'è un'indagine molto importante che è emersa proprio in queste ultime ore in tema di estorsione, usura aggravate dal metodo mafioso. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Dobbiamo riprendere a parlare nuovamente di infiltrazioni mafiose in Veneto, un argomento che purtroppo abbiamo già trattato parecchie volte con questa nuova operazione che è stata coordinata dalla Procura distrettuale della Repubblica di Venezia in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Padova e i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Milano. Sono 4 le persone arrestate e a loro carico vengono imputati i reati di estorsione e usura in concorso tra loro con metodo mafioso. In questo momento sono inoltre in via di esecuzione diverse perquisizioni locali e domiciliari nella provincia di Venezia, nella provincia di Padova, nella provincia di Treviso e di Vicenza. In particolare, ecco, possiamo già dare questa notizia per quello che riguarda il veneziano. Sull'isola di Mazzorbetto, siamo nella parte settentrionale della laguna di Venezia, è stata sequestrata un grosso edificio che si chiama Villa Ducale, che è stato valutato 2 milioni di euro. L'operazione si inquadra in un'indagine che è già molto articolata e per la quale si è già andata a processo. Le 2 operazioni sono state ribattezzate Camaleonte e Avvoltoio. Sono sempre operazioni della Procura di Venezia e si tratta di infiltrazioni di un'organizzazione mafiosa andranghetista denominata Grande Aracri, che è rappresentata dal cosiddetto gruppo bolognino. Per questo gruppo bolognino alcuni componenti sono già stati condannati in primo grado il 19 ottobre del 2020 e dal Tribunale di Venezia e anche nel luglio del 2021 dal Tribunale di Padova, però a quanto pare alcune cellule sono ancora ben attive. Si è arrivati a queste 4 persone che, come detto, sono state arrestate attraverso una serie di controlli molto complessi che hanno interessato anche la Svizzera. Per esempio un importante broker di Lugano, al quale erano stati estorti una somma di denaro piuttosto cospicua, per arrivare comunque a tutta la movimentazione di soldi che all'incirca di oltre 600.000 euro. Sono stati fatti dei pedinamenti, ma soprattutto una veramente minuziosa analisi di bilanci societari, di accertamenti bancari, acquisizione ed esame di documento contabile ed extracontabile. Questa è la notizia proprio come ci è arrivata dalla Procura. Le vittime sono spesso imprenditori veneti, ai quali venivano effettuati dei prestiti con un tasso di usura che superava il 200% all'anno, quindi un tasso veramente altissimo, i quali poi venivano anche spaventati con delle intimidazioni, dice la Procura, dai metodi mafiosi che li poneva in uno stato di soggezione e assoggettamento assoluti. Ho voluto proprio citarvi esattamente le parole che usa la Procura di Venezia. Per quello che riguarda Villa Ducale, questa struttura immobiliare valutata a 2 milioni di euro, il proprietario, secondo quella che è la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato costretto a cedere la struttura in quanto non era più in grado di pagare il credito che aveva contratto con questa associazione malavitosa. Poi questa villa sarebbe stata offerta in vendita proprio al broker svizzero di cui parlavamo prima, da alcuni degli indagati, al quale successivamente poi erano stati estorti con minacce 85.000 euro in varie tornate. Insomma, una vicenda veramente molto complessa e soprattutto che si riallaccia a 2 sentenze che vi abbiamo appena ricordato, sia del Tribunale di Venezia che di Padova, per un'infiltrazione da parte della criminalità organizzata che evidentemente in Veneto è ancora molto forte. Certo, Filippo, grazie mille per questo collegamento. Naturalmente questa sera nel corso dei nostri telegiornali tutti i dettagli su questa importante operazione della Guardia di Finanza. Un saluto a Filippo Fois della nostra redazione di Venezia. Da Venezia noi ci spostiamo subito a Padova, ci colleghiamo quindi con la collega Valentina Visentin. Buongiorno Valentina, salve, buona giornata, grazie per essere con noi. Allora, ci sono delle novità da Padova per quanto riguarda il potenziamento della sorveglianza nei centri vaccinali. Che cosa sta succedendo?
Esattamente, ieri il prefetto ha convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico esclusivamente dedicato alle misure da mettere in campo per potenziare la vigilanza nei centri vaccinali alla luce di questa strategia che i Novax stanno mettendo in campo nell'ultimo periodo, ovvero quello di boicottare e di rallentare il lavoro nei centri vaccinali, che in questo periodo stanno ingranando soprattutto con le nuove prime dosi e con le terze dosi, insomma, ottenendo veramente risultati importanti. Ebbene, il prefetto di Padova ha disposto una maggiore vigilanza nei centri vaccinali, anche perché nelle scorse ore una persona è stata allontanata dalle forze dell'ordine dopo aver per 40 minuti disturbato il lavoro di un medico vaccinatore, quindi fingendo di volersi vaccinare, ma poi dopo 40 minuti è stato portato via dalle forze dell'ordine perché la sua era solo un'azione di disturbo. Così come da oggi per chi vuole fare il tampone in farmacia sarà obbligatorio presentare anche la carta d'identità per vedere che ci sia effettiva corrispondenza tra la persona che si reca a fare il tampone e la tessera sanitaria fornita per avere il Green Pass. Questo perché sono registrati casi di furbetti che insomma magari mandavano delle altre persone per fare il tampone al posto loro. Quindi queste sono le due misure principali, così come è stata disposta la scorta ancora per la professoressa Viola, oggetto di minacce Novax, e anche la sorveglianza dei luoghi frequentati qui a Padova dal professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, che è stato di recente oggetto anche lui di lettere minatorie. Queste le disposizioni messe in campo dal prefetto dopo il vertice di ieri, che ha visto la presenza anche dei vertici dell'USL e degli ordini dei farmacisti. Ecco, Valentina, c'è anche una notizia di cronaca in estrema sintesi, no? Che ha sconvolto un po' la città di Padova ieri sera. Sì, una tragedia ieri sera in un appartamento, in un condominio disabitato vicino al centro storico. Una coppia, lei 36 anni, lui 54, è stata trovata impiccata nella tromba delle scale di questo stabile abbandonato. L'allarme è stato dato da un conoscente della donna che aveva ricevuto una sua telefonata nel quale gli annunciava il gesto estremo. I carabinieri sono intervenuti sul posto, ma per la coppia non c'era già più nulla da fare. Appunto, dicevamo due fidanzati, lui 54 anni con precedenti di tossicodipendenza e lei 36 anni. Tina, io ti ringrazio, buon lavoro a te e ai colleghi della redazione di Padova, un saluto. Grazie, ciao. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Parliamo ora di economia, non solo, perché abbiamo in collegamento con noi Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora sicuramente uno dei temi maggiormente caldi e di preoccupazione di queste ultime settimane e di queste ultime giornate è quello del caro energia che sta preoccupando sia le famiglie che naturalmente le imprese, al quale peraltro per le imprese si aggiunge anche quello del caro delle materie prime di cui stiamo parlando da tempo. Che situazione si prospetta e che cosa la preoccupa di più, Presidente? Guardi, si prospetta una situazione veramente preoccupante. Ora lei ha utilizzato preoccupare, io utilizzo il verbo preoccupare, perché avremo un rincaro straordinario. Cioè, parliamo a livello italiano di circa 50 miliardi di euro. Per fare un confronto, nel 2019, perciò nella fase di pre-pandemia, il nostro consumo energetico con le famiglie e con le imprese era di 12 miliardi. Oggi invece arriviamo a 50 miliardi. Perciò vuol dire che per le imprese ci sarà un aumento di 28 miliardi di euro sul consumo dell'energia, che nel 2019 era di 9 miliardi. Perciò capiamo che parliamo di numeri impressionanti che inevitabilmente graveranno sulla produzione, avranno un'implicazione diretta sulla produzione, ma avranno anche un'implicazione diretta sui conti delle famiglie, perché con 50 miliardi vuol dire 4 miliardi al mese di caro energia, di caro bollette. Vuol dire che una famiglia nel prossimo bimestre rischierà di pagare
circa l'80% in più. Sono tanti soldi. Sono tanti soldi, sì, fa venire i brividi questo, perché poi pensiamo ovviamente a tutte le ripercussioni sull'intero sistema, chiaramente, perché le famiglie, avendo meno soldi in tasca, consumano meno, spendono meno, e quindi chiaramente poi no, è tutto un sistema a cascata, e le ripercussioni si hanno ovviamente anche sull'economia. Ma in questo momento volevo chiederle, Presidente, abbiamo sentito anche più volte la notizia freschissima proprio di queste ultime ore, di imprese che decidono di lavorare la notte, piuttosto che di imprese che stanno concordando con i sindacati dei turni di lavoro diversi per lavorare per esempio di più il sabato e la domenica, quando l'energia costa meno, e lasciare magari a casa gli operai durante la settimana, in momenti in cui costa di più, si spende di più. Ci sono dei casi di questo tipo anche nel nostro territorio? Che entità ha questo fenomeno? Sta avendo un'entità rilevante, anche perché coloro i quali producono materie prime sono aziende energivore. Io penso al vetro di Murano, ma penso anche a tutte le acciaierie, a chi ha un impatto elevato dal punto di vista dell'energia, deve rivedere, sta rivedendo i carichi produttivi, anche, come diceva giustamente lei poc'anzi, le fasce orarie, perciò cercare di essere aperti la notte quando l'energia costa meno, e così anche il sabato e la domenica, con un impatto negativo dal punto di vista sociale, perché noi non è che siamo dei robot e perciò ci switchiamo velocemente. Cioè, per una persona andare a lavorare di notte, ecco perché gli accordi con i sindacati non è una questione facile da digerire, così anche il sabato e la domenica, perché comunque le famiglie poi vivono per stare insieme, ognuno di noi deve vivere per lavorare, ma anche per godersi la vita e per dedicare il proprio tempo ai propri familiari. Ecco, come se ne esce quindi secondo lei da questa situazione? I provvedimenti del governo sono sufficienti? Che cos'altro si può fare? Guardi, i provvedimenti non sono sufficienti. Io faccio un conto matematico. Se noi nel 2019 avevamo 9 miliardi di euro che spendevamo di energia all'anno, considerando che il 60% sono oneri accessori e accise, perciò vuol dire 5 miliardi e 400 milioni, se noi questi 5 miliardi e 400 milioni diciamo che li incassiamo per il 2021 come Stato e come aziende per quanto riguarda gli oneri accessori, vuol dire che la nostra bolletta energetica non sarà più di 50 miliardi, ma sarà una bolletta energetica del 60% in meno, perciò di 30 miliardi. È un costo rilevante, ma noi dobbiamo intervenire immediatamente sugli oneri accessori e sulle accise, azzerandole, in modo tale che così da una parte lo calmieriamo, dall'altra parte allora a questo punto possiamo fare un decreto che dia anche degli incentivi o dei sostegni a chi è più svantaggiato, e dall'altra parte ancora dobbiamo riprendere tutta una serie di attività, iniziative che noi abbiamo rinunciato, per esempio la produzione di gas. Noi nell'Adriatico abbiamo grandi giacimenti di gas, dobbiamo iniziare a produrci il gas per i fatti nostri, dobbiamo essere più indipendenti, e dall'altra parte ancora avviare in maniera efficace un confronto con l'Europa, perché noi italiani o l'Italia in un sistema mondiale così come stiamo vedendo siamo piccoli, e perciò dobbiamo creare un grande centro di acquisto con l'Europa. Non è mai un'azione che risolve il problema, sono un insieme di azioni che comunque ci fanno capire quanto noi dipendiamo dagli altri, e un paese come il nostro, manufatturiero, che produce 1.800 miliardi di euro all'anno, non si può permettere il lusso di essere dipendente da altri. Ecco, secondo lei la riconversione anche in chiave green, diciamo, delle aziende e delle politiche energetiche sta in qualche maniera influendo su questo caro dell'energia, o sono cose indipendenti? Sono cose indipendenti, perché il caro energia l'abbiamo da una situazione sistemica di rapporti internazionali, soprattutto con l'Ucraina e soprattutto con la Russia, e perciò è un rapporto geopolitico molto più rilevante. È ovvio che spingere nella riconversione ambientale da una parte ed energetica dall'altra, dando però strumenti veri di incentivazione, ci può rendere più
e autosufficienti, ma non basta, non basta. Lei tenga presente che nel PNRR sulla New Generation EU ci siamo dati nei prossimi 6 anni obiettivi irraggiungibili, cioè dovremmo produrre o seguire la transizione ecologica nei prossimi 6 anni, dovremmo fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni. È irrealizzabile. Ecco, a proposito di politiche green, di questi giorni insomma il divieto dell'utilizzo della plastica monouso è entrato in vigore anche nel nostro paese. Nelle aziende di questo settore che impatto sta avendo questa disposizione e come ci si sta riconvertendo con le cosiddette plastiche biocompatibili? Ma è un processo lungo. Non è un processo indolore, è entrato in vigore, abbiamo chiesto in tutti i modi di evitare di far entrare così repentinamente il decreto, non è stato possibile e perciò ci sono molte aziende che in questo momento stanno affrontando una crisi anche dal punto di vista dell'utilizzo del materiale, fermo restando che questa transizione o questa eliminazione non si sposa con rincaro materiali, no? Perciò abbiamo da una parte l'esigenza di riconvertire alcuni tessuti produttivi, eliminando l'utilizzo della plastica monouso, ma dall'altra parte anche un problema di reperimento del materiale. In un contesto in cui l'energia costa di più, ci rendiamo tutti conto che inevitabilmente l'inflazione sarà destinata ad aumentare. Presidente, passiamo ora al capitolo Covid, che ovviamente sta condizionando la vita di tutti noi, come ovviamente quella anche delle aziende, delle imprese. Contagi in azienda, com'è la situazione? La situazione in azienda è lo specchio di quello che sta succedendo all'interno della nostra vita, nelle nostre città. Abbiamo un aumento dei contagi e delle quarantene impressionante, abbiamo un problema con i tamponi, cioè quello che succede in azienda è quello che tutti noi di quello che discutiamo durante il giorno con gli amici piuttosto che in famiglia. Con questa maledetta pandemia ci sta toccando molto da vicino, i contagi stanno aumentando, lo vediamo in maniera vertiginosa, però dobbiamo dire che per i vaccinati questo si traduce in un'influenza e poco di meno, lo dimostrano i dati. Io stesso ho avuto a dicembre il Covid, ho contratto il Covid e in una settimana mi sono negativizzato. Perciò è un momento difficile, dobbiamo essere molto più attenti nella gestione delle regole e dei contatti, perché prendere questo virus è facilissimo, e dall'altra parte spingere a più non posso nei confronti dei vaccini. Ecco, nelle imprese la questione delle quarantene adesso sta creando problemi nella riorganizzazione anche del lavoro. Sappiamo che con l'ultimo provvedimento chi ha la terza dose, quindi i trivaccinati, possono comunque tornare in ogni caso a lavorare, sono quindi esentati dalla quarantena purché utilizzino appunto la mascherina FFP2 e dei comportamenti ovviamente congrui. I problemi comunque ci sono lo stesso. Lei sarebbe favorevole a quanto si sta discutendo proprio in queste ore di eventualmente aprire le porte dei posti di lavoro anche ai positivi vaccinati, purché naturalmente sempre con mascherina FFP2? Guardi, io su questo tema esprimo un'opinione chiara e secca. Noi dobbiamo fare ciò che la scienza ci dice di fare. Se la scienza, se i medici ci dicono che per i vaccinati contagiati non c'è nessun pericolo per gli altri vaccinati contagiati, allora si può tornare in azienda a lavorare anche se si è positivi e asintomatici. Però questa non è una schedina che dobbiamo compilare il sabato per la domenica oppure un post partita il lunedì. Non possiamo diventare tutti allenatori. Deve essere la scienza che ci dice: in questo caso per i punti positivi con vaccino si può rientrare in azienda, e allora lo accogliamo con grande favore, ovviamente. Al contrario diventa difficile assumersi una responsabilità, fermo restando che ricordo a tutti che si è anche datori di lavoro, perciò si risponde anche direttamente delle decisioni che si prendono. Perciò deve essere in maniera chiara e inequivocabile la scienza a metterci in condizione di lavorare in maniera serena. Ecco, ci sono aziende che stanno chiudendo anche temporaneamente a causa proprio di questa situazione?
che lei sappia, Presidente? Guardi, ci sono aziende che stanno avendo un insieme di problemi. L'aspetto significativo che dopo la pandemia i problemi che noi ci trasciniamo da anni di un sistema produttivo fragile non ce li siamo assolutamente, non ce ne siamo liberati, anzi ci siamo indebitati tanto nel 2020 perché abbiamo contratto i finanziamenti famosi per la liquidità, abbiamo sopportato il lockdown, stiamo lavorando a regime ridotto nonostante il PIL stia aumentando ma soltanto su determinati settori. E pertanto il problema delle aziende sta diventando un problema fondamentale a 360 gradi. Io sono convinto che usciremo dalla crisi, ne usciremo alla grande, ora però bisogna fare tutti gli sforzi per tenere il tessuto produttivo in piedi, saldo, non possiamo permetterci il lusso di perdere pezzi. Un'ultima domanda, Presidente, è appena iniziato questo nuovo anno, lei come vede il 2022? Con tanta incertezza, tanta confusione, con un dibattito politico incentrato in questo momento sulle elezioni del Presidente della Repubblica, con poca pragmaticità, e dobbiamo invece veramente avere tutti un colpo di reni. Noi come imprese dobbiamo fare il nostro, dobbiamo pensare a lavorare, dobbiamo pensare a produrre, dobbiamo pensare a pagare le tasse, dobbiamo pensare a fatturare. La politica ci deve mettere in condizioni di lavorare serenamente, seriamente, e ci deve dare la possibilità di crescere. Io la ringrazio per essere stato con noi, Presidente, grazie mille, buon lavoro a Vincenzo Marinese, Presidente degli Industriali di Venezia e Rovigo. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. Grazie. Un saluto, Presidente. Noi proprio di politica in vista delle elezioni del Presidente della Repubblica parliamo ora con il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, grande elettore che quindi lunedì prossimo sarà a Roma proprio per questo importante appuntamento. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori di Antena 3. Buongiorno. Allora, inizierei proprio dalla questione che è stata posta dal Presidente degli Industriali di Venezia e Rovigo relativamente proprio al dibattito sul Presidente della Repubblica. Si è troppo concentrati in questi giri, in questi giochi, e si perde di vista poi quello che è il contatto con il territorio, con quelli che sono i problemi della gente, delle imprese in questo momento? Diciamo che normalmente questo è un dibattito che impegna tutto il mondo politico. Io personalmente sono comunque in contatto costante con il territorio. Oggi siamo in Consiglio regionale, stiamo lavorando a un piano che aspettava ad esempio da parecchio tempo la sua approvazione, quindi è bene che per certi livelli di attenzione ci sia la dovuta sicuramente peculiarità di verifiche, di lavoro sul capo dello Stato, ma sicuramente siamo anche sul pezzo con il territorio, con le aziende, con l'emergenza sanitaria che comunque sta progredendo e comunque sotto controllo, quindi bisogna essere multitasking in questo periodo. Da grande elettore sto sentendo la pressione anche dei cittadini però su questo tema. Questa mattina al caffè, al bar o appunto al parcheggio, comunque conoscendomi la raccomandazione, le indicazioni, i desiderata dei cittadini arrivano, quindi c'è sicuramente questo clima all'interno del mondo politico, ma anche i cittadini stanno guardando all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica con aspettative, con anche appunto speranze, con una particolare, diciamo così, sicuramente presenza anche mediatica che forse è un po' maggiore rispetto alle altre a 7 anni fa. Ecco, Presidente, lei ha detto che è in Consiglio regionale ora, che stamattina ha preso il caffè al bar. Allora non è vero che siete barricati in casa nel timore di positivizzarsi in vista del Quirinale, no? Perché sappiamo che c'è anche questa grossissima incognita del voto dei positivi. Chiaramente, visti i numeri di circolazione del virus nel nostro Paese, potrebbe essere un elemento di notevole importanza, questo determinante per l'esito della votazione.
Allora, sicuramente la mia modalità di rapporto è un po' più guardinga negli ultimi 10 giorni, perché proprio sento anche la responsabilità che mi ha dato il Consiglio regionale di rappresentarli in quel di Roma, quindi sto evitando le cene, sto evitando quelle cose che magari fino a 2 o 3 settimane fa erano usuali. Le messe le seguo dall'esterno, anche appunto un funerale a cui dovevo partecipare l'ho seguito dall'esterno della chiesa, proprio per evitare, se possibile, il maggior numero di contatti in luoghi chiusi. In Consiglio regionale noi lavoriamo con un tampone in entrata, quindi chi entra in aula, chi entra a palazzo è verificato nell'immediatezza dei lavori. Questa mattina nei tamponi dei 50 consiglieri abbiamo trovato un collega positivo che è tornato a casa, quindi lavoriamo in una bolla, chiamiamola, di sicurezza che ci permette di fare, ripeto, avremo 2 giornate intense di lavoro anche con nottate per chiudere questo piano particolari. Quindi la nostra attività non può venir meno in questo momento, però sicuramente le occasioni, chiamiamole, di contagio o di rapporti troppo amplificati le sto limitando proprio per essere presente a Roma dal lunedì prossimo in buona salute e anche, speriamo, con una buona possibilità di far bene appunto per la prossima elezione del Presidente della Repubblica. Certo, senz'altro. Sappiamo infatti che anche i 3 grandi elettori, no, del Veneto, lei, il Presidente Luca Zaia e Giacomo Possamai del Partito Democratico, proprio quest'ultimo è risultato il giorno dell'elezione positivo, quindi insomma... Diciamo che Possamai è anche negativizzato da ieri e oggi ha potuto entrare in aula con un tampone comunque di verifica anche in entrata qui a Palazzo, quindi lo abbiamo in ottima salute e sarà presente anche a lui a Roma la prossima settimana. Ecco, questa è sicuramente una buona notizia. Entrando ora nel merito proprio del voto, c'è stata questa svolta, diciamo, ieri sera di Salvini, che sembra avere in qualche modo, diciamo tra virgolette, mollato Berlusconi, no? Sentiamo insieme le parole di Salvini proprio, poi le commentiamo. Un piano B? No, non ho piani B, C e D e non commento i se. Stiamo lavorando per una scelta veloce e di alto livello. A differenza di Letta, non mettendo veti nei confronti di nessuno. Leggo che qualcuno dice: se candidano Tizio non entro in Parlamento. In passato, quando la sinistra candidò Prodi o LS Napolitano con i suoi voti, non mi sembra che qualcuno abbia reagito in questa maniera. Però, detto questo, siamo a lunedì. Per me l'emergenza, e per milioni di italiani, non è il toto Quirinale, ma è pagare un po' di meno la luce e il gas. Da settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega, come forza responsabile e di governo adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti, per tanti. Ecco, allora, queste ultime parole, no, sono state, come dire, accolte con un certo mal di pancia da parte di Forza Italia e di tutti i sostenitori di Berlusconi, no? Insomma, l'ha detto chiaramente, la prossima settimana farà una proposta in grado di convincere, se non tutti, tanti. È evidente che la figura di Berlusconi non è in grado di fare questo, no? Allora, abbiamo visto reazioni da una parte e dall'altra. Guardate, se andiamo a vedere appunto quello che successe 7 anni fa, quello che successe un paio d'anni prima con la rielezione di Napolitano, sono sempre momenti molto particolari. I contatti fra i leader di partito, fra i rappresentanti istituzionali, che ricordo non sono assolutamente fermi in questo momento, ci sono e ci saranno sicuramente fino a lunedì prossimo. Mi pare che anche Berlusconi non avesse sciolto completamente le riserve a ieri sera.
quindi è un work in progress, capiremo e vedremo cosa accade appunto nelle prossime ore, però come diceva benissimo Matteo Salvini abbiamo anche altre priorità in questo momento. Il caro bollette che sta impegnando il mondo produttivo, lo diceva prima Marinese, ma anche appunto le famiglie, è una preoccupazione che abbiamo come rappresentanti istituzionali a livello sia locale che nazionale, quindi è una cosa che sta anche per fortuna occupando con delle soluzioni, mi auguro, possibili nel breve, con un calmieramento delle bollette, specialmente del gas, specialmente al mondo produttivo. Quindi è importante il lavoro che viene fatto sul Presidente della Repubblica, però c'è anche altro che non può essere tralasciato o messo in stand-by, perché appunto le priorità di tante categorie sono altre. Sul Presidente della Repubblica, ripeto, se andiamo a rivedere il film di 7 anni fa, comunque c'è un lavoro che viene fatto e viene svolto, e sicuramente se lunedì 24 non ci sarà una votazione, chiamiamola risolutiva, si lavorerà comunque anche nei giorni successivi per trovare, io mi auguro, una figura, sia Berlusconi o sia qualcun altro, che possa far bene al sistema paese, possa far bene, io mi auguro, al regionalismo italiano e anche alle richieste di autonomia che partono dal Veneto. A questa figura, chi le piacerebbe che fosse questa figura? Ma ci sono, ripeto, persone a livello istituzionale che potrebbero benissimo rappresentare il ruolo e esercitare appunto il ruolo del Presidente della Repubblica, come lo stesso Silvio Berlusconi ha delle caratteristiche che potrebbero anche essere positive. Essere figura o meno di raccordo pare di no. Ripeto, io mi auguro e spero che con le regole democratiche, con quello che la Costituzione già prevede, si possa arrivare nel breve termine, nel breve periodo, a individuare il prossimo Presidente della Repubblica. Ripeto, con le regole che ci sono e che vanno applicate, così come sono state applicate per i precedenti 12 Presidenti. Ecco, a proposito di Berlusconi, vorrei farle vedere l'esito del sondaggio che è stato proposto ieri sera. L'ha visto nel corso della trasmissione Ring, condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. No, eccolo qui, vediamo il sondaggio. Il centrodestra, Berlusconi al Quirinale è giusto? Ebbene, il 71,2% dei telespettatori che hanno chiamato ha detto no, quindi diciamo la percentuale di coloro che nel nostro territorio non vedono proprio in Silvio Berlusconi la figura ideale per essere il prossimo capo dello Stato è sicuramente molto elevata. Ecco, senza nulla togliere appunto alle modalità con cui Avarino conduce Ring e anche lancia questi call, ecco, definiamolo una call più che un sondaggio. Sì, certo, è una cosa effettuata su un campione. Diciamo che Avarino è un professionista di primo ordine che sa anche, diciamo così, motivare poi il telespettatore a dare la propria adesione. La figura di Berlusconi ha dei pro, come dicevo prima, ha anche dei contro, scatena anche, diciamo, gli ultras quando viene messo in giro il suo nome, ultras dalle opposte fazioni. Ecco, a me non piacciono gli ultras, a me piacciono scelte ponderate, scelte equilibrate. E ripeto, sta al centrodestra, che in questo momento ha un numero di voti importante, lo vediamo sia nei lavori del Senato, specialmente lo vediamo fra i grandi elettori delle regioni, numeri che in democrazia valgono sempre. La democrazia funziona con appunto i numeri che vanno applicati secondo le regole che ci siamo dati qualche decennio fa e che hanno comunque funzionato. Io mi auguro, ripeto, e spero che comunque la figura possa avere un'adesione trasversale già alle prime votazioni, già magari senza arrivare alla quarta, per poi riuscire, ripeto, ad essere
operativi con il Quirinale nel più breve tempo possibile. Ecco, restando nel tema proprio del, tra virgolette, sondaggio, cioè di quella che è l'opinione della gente in merito appunto alle strategie dei partiti e alla figura che si vedrebbe bene alla guida del Colle, abbiamo sentito cosa ne pensano i trevigiani. Sentiamolo insieme così poi lo commentiamo, Presidente. Chi vorreste come Presidente della Repubblica? Oddio, non è una domanda facile. Non saprei, guardi, adesso non vedo personalità di spicco. No, Berlusconi. No, sottolineato 3 volte. Magari Draghi e una donna, magari. Prima di tutti una donna. Per cambiare uno che non sia sempre di sinistra, uno di destra, casomai, per cambiare. Poi nomi, uno accreditato che faccia il bene del popolo almeno una volta. Ah, io Draghi. È meglio quello che abbiamo, che è valido, una persona seria che non ha precedenti nel suo curriculum come persona seria, ecco. Beh, una persona che sia competente, che sia un politico, che abbia una certa elevatura morale. Vorrei una donna, innanzitutto, e una che in questi anni avesse dimostrato di essere per l'unità d'Italia, insomma, una persona che sappia comportarsi e si sia dimostrata in grado di tenere unita l'Italia. Magari la Cartabia, tanto per dirne una. Voglio uno che non sia impegnato con i partiti, uno lontano. Berlusconi no, non lo so. L'attuale Presidente del Senato, anche Elisabetta Alberti Casellati, che fra l'altro è anche veneta, quindi non guasterebbe. Ecco Presidente, queste le opinioni raccolte così per la strada dalla gente, che dice? Opinioni molto appunto diversificate, opinioni che fanno capire che comunque la gente su questo tema c'è e ripeto, lo sto vedendo anch'io essendo individuato come grande lettore e dagli stimoli che mi arrivano dalle persone che incrocio, che incontro e che frequento. Io una donna solo perché donna, permettetemi, è una diminuzio che non trovo secondo me adeguata a persone e a donne importanti che hanno dimostrato negli ultimi anni di saper condurre anche situazioni delicate. I 2 nomi che appunto facevano gli intervistati, Casellati o Cartabia, Elisabetta Casellati al Senato, Cartabia in Corte Costituzionale, hanno dimostrato sicuramente di saper condurre organismi delicati con piglio deciso. Però, ripeto, in questo momento secondo me va cercato qualsiasi tipo di figura che comunque possa rappresentare con equilibrio la funzione che il Quirinale ha, che non è una funzione marginale in tutto l'organigramma delle istituzioni nazionali. Sentivo qualche fan di Draghi, la figura di Draghi al Colle comporterebbe immediatamente tensioni nel governo che non so come potrebbero essere ricomposte in poco tempo, e non possiamo avere un governo che in questo momento sia diciamo a scartamento ridotto, quindi se Draghi al Colle deve esserci comunque un accordo fra i maggiori partiti per comunque essere operativi nel più breve tempo possibile. Quindi le dinamiche sono molto diversificate e ripeto, lo vedremo nei prossimi giorni gli scenari che si possono verificare a Palazzo Montecitorio durante le votazioni. Ecco, un'ultima domanda Presidente, poi la lascio andare ai lavori del Consiglio e la ringrazio anche per averci dedicato questi minuti, relativa al tema di cui si diceva a inizio di questo collegamento, l'incognita insomma della positività, perché purtroppo stiamo vedendo insomma dei numeri elevatissimi di circolazione del virus nei nostri territori, come del resto in tutta Italia. Quindi
secondo lei è indispensabile, è necessario che venga trovato un modo per garantire a tutti gli elettori di votare a prescindere, insomma, dallo stato di salute, a prescindere dalla positività, e secondo lei ci si riuscirà in questi pochi giorni che ormai mancano? Io penso che la rappresentanza istituzionale, democratica, il mandato popolare che abbiamo ricevuto noi come delegati regionali, ma come hanno ricevuto i parlamentari, debba essere salvaguardata. Io l'ho fatto in Consiglio regionale ormai da aprile del 2020, abbiamo consentito sempre a chiunque, anche se sottoposto a misure di quarantena, di poter partecipare ai lavori, chi in modalità chiamiamola a distanza, chi con le dovute attenzioni a palazzo. Quindi secondo me va garantito anche a chi in questo momento è positivo la possibilità di poter partecipare alle votazioni. Ripeto, è un momento delicato, è un momento particolare, è una modalità che la Costituzione prevede entro certi termini che non possono essere dilazionati nel tempo e quindi va fatta adesso, però va garantito anche a chi è sottoposto a misure di quarantena di poter partecipare alle votazioni e di poterlo fare in sicurezza propria, ma anche di chi gli sta attorno. Quindi secondo me con un po' di attenzione, magari scaglionando le fasce orarie, mettendo in possibilità di lavoro tutti i colleghi presenti, questa cosa va ricercata nel maggior modo possibile, rendendo la votazione la più democratica possibile. Io la ringrazio, Presidente, per essere stato con noi, grazie mille, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, di buon lavoro. Ne abbiamo bisogno sicuramente tutti quanti, anche voi. Grazie. Grazie a Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto e grande elettore appunto in vista dell'elezione del Capo dello Stato che comincerà lunedì prossimo. Noi ora cambiamo argomento e passiamo ad un altro tema che è sicuramente di grande attualità e di grande interesse per tante famiglie. Abbiamo parlato poco fa del caro bollette, del caro energie, ma c'è un altro grosso problema che sta appunto interessando molte persone in queste settimane ed è quello degli sfratti. Io ringrazio per essere con noi Alessandra Gava del Sunia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno, non la sento, quindi forse c'è qualche problema con l'audio. Mi sentite? Ecco, ora la sento perfettamente. Perfetto, buona giornata. Allora, effettivamente è un problema, non se ne è parlato tanto, bisogna dire la verità in queste ultime settimane, eppure da quando insomma è stato revocato il blocco degli sfratti, che era stato appunto istituito proprio per venire incontro in moltissimi problemi di tante famiglie causati dalla pandemia, in tanti si stanno trovando in grossa difficoltà. Di che numeri stiamo parlando e quali sono, Alessandra Gava, le situazioni che vi trovate ad affrontare in queste settimane? Allora, intanto posso dire che di questa situazione si parla in momenti precisi. Noi in Italia stiamo affrontando la situazione degli sfratti in un unico modo, posticipando i termini per l'applicazione degli stessi, per l'esecuzione degli stessi. Allora, che cosa succede? Che negli anni si sono create sempre delle situazioni, fatemi usare un paradosso, fisiologiche, patologiche, nel senso che fisiologicamente ci sono state sempre delle famiglie che purtroppo per abbassamento del reddito, per perdita di lavoro, per situazioni contingenti complicate non riuscivano a affrontare il pagamento dell'affitto e che quindi poi si trovavano alla fine di un percorso che diventa sempre più lungo a dover rilasciare l'immobile. Quindi avevamo, diciamo, questa fisiologia appunto patologica. Ovviamente la crisi sanitaria che cosa ha fatto? Ha spinto tantissime altre famiglie
prima sull'orlo e poi nel baratro completo, e quindi si sono trovate decine di centinaia di persone a dover affrontare le aule di tribunale per ribadire il diritto ad una casa degna, che sottolineo è diritto costituzionale. Dall'altra parte abbiamo dei cittadini che hanno sottoscritto un contratto che vincola gli inquilini a pagare l'affitto sotto determinati termini legali, ovviamente, a vedersi togliere il diritto di prendere, diciamo, questi denari, che anche questi sono un diritto. Quindi abbiamo da una parte gli inquilini che non riescono ad avere una casa, dall'altra dei proprietari, e di solito nel nostro territorio sono piccoli proprietari, sono eccezione i grandi gruppi o le famiglie che possiedono moltissimi alloggi. Quindi sono piccoli proprietari che hanno magari un solo alloggio oltre a quello nel quale risiedono, spesso sono persone anziane che hanno investito il loro TFR o comunque hanno investito i soldi che hanno potuto mettere da parte nel corso di anni di lavoro per costruirsi, comprarsi un alloggio oltre appunto a quello che occupano, e l'hanno dato in affitto. Spesso questa piccola rendita serve magari per affrontare spese di altro tipo, serve magari per aiutare i figli o i nipoti nella vita, e quindi ci troviamo con due problemi, perché anche questi piccoli proprietari si vedono tolto un reddito sul quale potevano contare. E quindi la situazione, se prima era straordinaria, ora è assolutamente drammatica. Sicuramente, perché poi non dimentichiamo, no, come giustamente diceva lei, che molto spesso questi proprietari di casa che magari sono pensionati, anziani o persone che hanno bisogno proprio del canone, della riscossione del canone, magari per integrare una pensione molto bassa, per aiutare i propri figli o insomma quant'altro, si trovano effettivamente, si sono trovati in enorme difficoltà, peraltro costretti comunque a pagare le tasse che sappiamo sono molto elevate, anche se l'affitto non viene preso, l'IMU, TASI e quant'altro. L'altra faccia della medaglia è appunto chi effettivamente per ragioni oggettive non ce la fa più a pagare l'affitto. Quindi come se ne esce da questa situazione? Allora, io ritengo che le proroghe degli sfratti che sono stati effettuati, ma anche nel corso degli anni, perché ripeto, non è una novità purtroppo, soprattutto per chi è nel settore come me. Certo, ripeto, l'ultimo periodo è drammatico, va bene? Quindi prorogare gli sfratti è assolutamente utile se nei mesi di proroga si fanno delle azioni concrete che determinano una risposta al problema, perché altrimenti è come per uno studente che ha un'interrogazione il giovedì. La professoressa dice: guarda, non ti interrogo più giovedì, ti interrogo lunedì. Allora, se questo studente è bravo a casa, studia, prende gli appunti, prende contatti con compagni più bravi di lui, arriverà lunedì preparato e quindi questi 3-4 giorni di dilazione gli saranno serviti. Altrimenti arriverà il lunedì non soltanto non preparato perché ha sprecato tempo, ma addirittura avrà un ritardo su quei 4 giorni che ha sprecato. Adesso mi sono spiegata, perché io posticipo gli sfratti e quindi faccio in modo che, giustamente, ma assolutamente va bene, che una serie di famiglie, decine, centinaia, dipende dalla zona, dipende dal momento, fortunatamente non abbiano l'esigenza necessaria di dover essere ricollocati in un altro posto. Se però io quei mesi non li utilizzo appunto per mettere a posto delle case, per utilizzare le case popolari al meglio, per fare, non so, prendere degli accordi con i proprietari, per costruire dei contratti che possano essere adeguati e in qualche modo anche avere delle garanzie che il proprietario appunto possa rientrare, diciamo, no? Dell'investimento che ha fatto attraverso la percezione dell'affitto regolare. Io che cosa ho fatto? Avrò posticipato 6 mesi
sì gli sfratti, e mi troverò dopo 6 mesi con quelli posticipati più quelli che nei 6 mesi sono andati in discussione. Quindi il problema diventa il classico da una palla di neve una valanga, e noi adesso siamo a questo punto, e purtroppo le soluzioni appunto sono continuamente demandate a degli interventi emergenziali, spesso sono dei contributi che fortunatamente nell'ultimo periodo sono aumentati, ma sono soltanto una goccia nel deserto, e che appunto nel loro carattere di emergenzialità non determinano delle situazioni e degli interventi strutturali, e quindi ci troveremo ad avere sempre più persone con le problematiche che lei ha sottolineato, anche perché ricordo che non c'è soltanto la necessità di versare l'affitto per chi è inquilino, ma ci sono anche le spese condominiali. Le spese condominiali sono spesso collegate al riscaldamento, e quindi soprattutto in questo periodo invernale e con i rincari che ci sono stati diventano veramente molto pesanti, non dico un affitto, ma insomma quasi. E quindi che cosa abbiamo assistito negli ultimi anni? Al passaggio di una spesa per l'abitare che andava attorno al 25-30% negli anni 80, e siamo arrivati in questi anni a sforare tranquillamente il 50% del reddito mensile delle famiglie, che quindi già in condizioni normali di lavoro, di occupazione, fanno fatica a appunto restare al passo con le richieste. Voi capite che nel momento in cui c'è una perdita di reddito legata a una diminuzione, non so, dell'orario del lavoro, addirittura una perdita del lavoro, voi capite che la situazione diventa drammatica, e che se a questa famiglia non si dà l'opportunità di avere una risposta sostanziale e concreta, non si fa altro che posticipare e aumentare il disagio e il possibile intervento sul problema, che è aumentato e diventa sempre meno governabile. Certo, per quanto riguarda la provincia di Treviso, Alessandra Gava, di che numeri stiamo parlando? Quanti sono i casi che voi state seguendo ora, in questo momento? Allora, in questo momento poi c'è anche difficoltà nel avere dei numeri precisi, proprio perché le cose sono molto in divenire, e perché la pandemia ha colpito anche, diciamo, la possibilità di utilizzare e di avere dei dati precisi, ma parliamo all'incirca di un 700 famiglie sotto sfratto. Ecco, quindi questi sono i numeri. Migliaia di persone che hanno un problema riguardo alla casa. Queste famiglie poi spesso ci sono dei minori, e quindi il problema diventa veramente molto toccante anche. Ecco, voi avete un canale aperto con le amministrazioni comunali, con l'Ater, immagino, proprio per cercare in qualche maniera di risolvere le situazioni più difficili, ovviamente, che si vengono a creare, ma per fare qualcosa di più strutturale, in riferimento proprio nello specifico a questo territorio. Che cosa si può fare? Quanti sono per esempio gli alloggi pubblici sfitti? Quanti sono quelli che potrebbero essere sistemati e quindi assegnati alle famiglie in emergenza abitativa? Allora, questa è una battaglia che il Suonia di Treviso porta avanti da anni, se non da decenni. Allora, devo dare onore all'Ater di Treviso, che negli ultimi anni ha sempre cercato con i pochi fondi, diciamo, che arrivano, perché anche questo è vero, i fondi che arrivano sono pochi, e quindi si riesce marginalmente ad intervenire. È assolutamente però necessario, appunto, che questi fondi aumentino, quindi questa è una questione sostanziale, concreta a livello nazionale, e che quindi gli alloggi sfitti vengano messi a posto, che si faccia anche un censimento di quanti alloggi, non soltanto pubblici ma privati, sono liberi, sfitti e magari da mettere a posto sul territorio, e su questo si possa costruire un progetto, perché appunto io credo che la collaborazione sia assolutamente necessaria
necessaria, perché questa è una guerra che non possiamo vincere inquilini contro proprietari o proprietari contro non so, i comuni e viceversa. Qui bisogna sedersi tutti attorno a un tavolo cercando di mettere a frutto competenze e conoscenze. Una cosa di questo tipo era stata fatta, io ero anche un entusiasta, qualche mese fa con il prefetto. Abbiamo fatto 3 incontri partecipati dai comuni, purtroppo solo quelli ad alta tensione abitativa, come se il comune più piccolo non avesse la problematica. Comunque vabbè, poteva essere intanto un buon inizio, quindi comuni ad alta tensione abitativa, sindacati dei proprietari e degli inquilini e l'Atter. Abbiamo presentato ciascuno, appunto come dicevo prima, secondo le proprie competenze e conoscenze, la visione del problema, però poi alla fine dovevamo arrivare, come si è arrivati in altre diciamo realtà, ricordo ad esempio Bologna o Padova, si è arrivati a sottoscrivere un protocollo che potesse prendere in carico la famiglia con problematica sin dall'inizio del percorso. Quindi quando una famiglia mi viene a riferire che dal mese prossimo non avrà da pagare l'affitto, è inutile che gli dico di attendere la lettera di sfratto, devo prenderla in carico. Ovviamente il carico di questo tipo deve essere assunto, deve essere preso mi viene da pensare, ovviamente dai servizi sociali dei vari comuni, e poi da lì via via, quindi appunto per aiutare in un percorso che a volte è anche complicato e che magari può essere gestito bene fin dall'inizio, perché magari ci possono essere dei fondi, ci possono essere delle domande da fare, appunto per aiutare le famiglie in questo percorso. Purtroppo questo protocollo alla fine, comunque quello presentato, la bozza, era secondo me assolutamente insufficiente, ma comunque non è stato sottoscritto. Quindi io ritengo assolutamente necessario che si arrivi a strutturare le competenze e a strutturare il percorso che le famiglie, ciascuna con la propria differenza e ciascuna con la propria problematica, deve e può percorrere. A volte le persone non sanno nemmeno di avere diritto ad alcuni aiuti e quindi è necessario ovviamente che vengano informate dell'aiuto che possono avere, delle modalità che devono essere utilizzate per ottenere tali fondi. Certo, sicuramente, anche perché molto spesso magari si tratta di persone che vivono anche magari alle volte ai margini, eccetera, e quindi non sono nemmeno a conoscenza di quelli che potrebbero essere gli strumenti, no, che a loro disposizione per poter affrontare queste situazioni. Io la ringrazio davvero Alessandra Gava del SUNIA di Treviso per averci aiutato a fare questo focus su un tema sicuramente importante, che forse proprio perché riguarda magari una certa fascia della popolazione non ha magari lo spazio che merita molto spesso, no, nelle discussioni e nei dibattiti. Posso dire che purtroppo questa fascia si sta allargando terribilmente, quindi mi piacerebbe dire è vero, sono le persone marginali, sono le persone con problematiche particolari, ovviamente queste sono le più sensibili, però credetemi il problema si sta allargando sempre di più anche a fasce di popolazione che fino a qualche anno fa mai avrebbero pensato di avere una tipologia di problema come quella dello sfratto per morosità. Certo, questo è ancora più drammatico. Grazie Alessandra Gava. Grazie. Buona giornata, buon lavoro. Noi ora parleremo di scuola e delle grandi problematiche che tantissimi istituti stanno attraversando in queste giornate. Vi do solo un aggiornamento di cronaca con una notizia che è arrivata proprio questa mattina in redazione, relative ad un grosso incendio che sta divampando dalle 5 di questa mattina a Isola della Scala, in via Mandello nel Veronese. Abbiamo, ecco, vedete anche le immagini dei vigili del fuoco all'interno di un'azienda di trattamento rifiuti, bruciate diverse macchine operatrici per la movimentazione del materiale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, i pompieri sono arrivati da Verona e da Bovolone con diversi mezzi, 3 autopompe, 2 autobotti
prodotti il carro NBCR, nucleare biologico, chimico e radiologico, per la verifica dell'inquinamento e appunto stanno operando in luogo per spegnere l'incendio, per evitare che le fiamme si estendano al resto della struttura. Poco fa il rogo è stato domato e sono ora in corso le operazioni di raffreddamento e bonifica dei luoghi. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Dicevamo dunque delle scuole, vedo che si è collegata, ringrazio per essere con noi Lorella Benvenu, segretaria generale CISL Scuola Treviso Belluno. Buongiorno Benvenu, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'abbiamo sentito in apertura del nostro telegiornale, vedendo quelli che sono i dati relativi all'andamento della pandemia, che purtroppo oggi ha toccato un nuovo record, 25.166 contagi, che è il numero più alto mai registrato nella nostra regione. Molto coinvolte sono le fasce d'età dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi, e tutto questo naturalmente a cascata si sta riversando sugli istituti scolastici, che stanno vivendo insomma delle giornate di non poca difficoltà. Dal vostro osservatorio, Benvenu, la situazione in questo momento com'è? Ma allora, la scuola è in difficoltà importanti e non per la non capacità dei dirigenti scolastici o della scuola in generale di affrontare la situazione. Personalmente mi stupisce sempre la capacità che ha la scuola di adattarsi alle situazioni nuove e di provare in tutti i modi a rispondere alle difficoltà, ma proprio perché è stata messa nelle condizioni di riuscire con grande difficoltà a rispondere. Questo perché non è sufficiente dire la scuola deve essere in presenza, ce ne devono anche essere le condizioni e soprattutto è necessario che alla scuola vengano dati gli strumenti anche organizzativi per poter affrontare questa cosa. Se noi guardiamo anche soltanto la tempistica dei provvedimenti che hanno riguardato la scuola nell'ultimissimo periodo, si capisce perfettamente, lo capisce chiunque, che è una tempistica che non è adeguata, non permette alla scuola di affrontare le cose. Il decreto legge numero 1 è stato pubblicato il 5 di gennaio. L'8, che era sabato, sono stati convocati in fretta e furia i sindacati a livello nazionale per una riunione urgente per poter spiegare la circolare applicativa. Dopodiché la circolare applicativa è uscita nello stesso pomeriggio con indicazioni che di fatto non erano indicazioni operative chiare, di fatto ricalcava il decreto e, ripeto, una circolare che esce il sabato per il lunedì. Tra l'altro in Veneto la scuola è cominciata il lunedì 10, ma in molte regioni le lezioni erano già iniziate il 7, quindi una circolare esplicativa di adempimenti che dovevano essere già operativi a partire dal giorno 7 e la si fa uscire il sabato pomeriggio 8, si capisce benissimo che questo mette le scuole nel caos. Tra l'altro una circolare applicativa con delle indicazioni che non erano neanche attuabili. Non so, quando si suggerisce ai dirigenti scolastici il distanziamento nelle mense, o le mense sono adeguate o non sono adeguate, non è che dal sabato pomeriggio al lunedì mattina le cose possono cambiare, e lo stesso vale per tutta la procedura di tracciamento. Certo, i numeri che abbiamo sentito nelle ultime ore sono davvero elevatissimi di quelle che sono le classi interessate da provvedimenti, sia per quanto riguarda i monitoraggi che per quanto riguarda le quarantene. Erano oltre 1000 l'ultimo dato della provincia di Treviso, destinato sicuramente ad essere aumentato nelle ultime ore. Nel Bellunese 79 classi per un totale di 1370 studenti.
quindi insomma stiamo parlando di numeri elevatissimi, mai stati così alti, e a questo si aggiungono anche, sentendo i vari dirigenti scolastici, le difficoltà organizzative legate anche alle assenze del personale docente, perché naturalmente anche tra gli insegnanti ci sono dei positivi, ci sono dei contatti di positivi, quindi persone che in questo momento sono costrette a casa, tant'è che più di qualcuno dei dirigenti ci ha detto alla fine saremo costretti a mettere alcune classi in DAD addirittura a prescindere dalle positività tra gli studenti, se la situazione è su questo trend, insomma, che si sta registrando negli ultimi giorni, no? Sì, di fatto è un po' quello che dicevo prima. Sono state scaricate sui dirigenti le decisioni delle chiusure e non poteva essere altrimenti. Ripeto, è assolutamente condivisibile il fatto che si dica che la scuola deve essere in presenza, ci mancherebbe altro, però poi bisogna essere conseguenti nei comportamenti. Di fatto qui si è affermato un principio, ma poi si lascia il dirigente da solo a decidere su queste questioni di tipo organizzativo. Peraltro la situazione della scuola di questo momento è una situazione nella quale non vengono solo esasperate delle difficoltà e delle fatiche che la scuola sta sopportando da anni, ed è tutto evidente che quando siamo in una situazione di organico all'osso risicato, basta pochissimo perché il sistema vada in tilt. Le faccio un esempio. Sono stati dati fondi alle scuole per il cosiddetto organico Covid. Allora, per quello che riguarda il personale docente non ci sono stati particolari problemi perché le scuole hanno potuto fare i contratti per l'intero anno scolastico, ma per quanto riguarda il personale, il collaboratore scolastico, il personale ATA in generale, che in questo momento è indispensabile per tutte le sanificazioni di cui c'è necessità, abbiamo dovuto combattere, questa è stata proprio una battaglia della CISL scuola, fino all'ultimo per poter avere i fondi all'interno della legge finanziaria o di stabilità, come vogliamo chiamarla. Quindi fino all'ultimo non sapevamo in effetti se ci sarebbe stata la proroga di questi contratti. In più c'è un altro problema: questi contratti, sia quelli dei docenti che quelli del personale ATA, per lo più sono stati pagati con molto ritardo. Ancora oggi ho avuto notizia di persone che mi hanno detto di avere ricevuto a dicembre soltanto la retribuzione del mese di ottobre. In queste situazioni alcuni docenti e anche personale ATA non ha accettato le proroghe perché se uno deve lavorare senza avere lo stipendio, capite anche voi che è complicato. Allora cominciamo a non avere conferme del personale Covid, cominciamo ad avere personale che già manca per le malattie di stagione, ci aggiungiamo il personale positivo. È chiaro che poi la scuola va in estrema difficoltà. Su questo non c'è dubbio, no? È l'aspetto sul quale stanno insistendo proprio tutti i dirigenti scolastici in queste ultime ore, a fronte proprio di una situazione che sta rapidamente peggiorando. Io la ringrazio, Lorella Benvenu, per essere stata con noi, grazie e buon lavoro. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio ora al meteo, la pubblicità. Subito dopo in studio ci sarà Alice Montagnier per parlare di stati generali della pesca che saranno il prossimo maggio. Ospite Emanuele Mazzaro, direttore del mercato ittico di Chioggia. È tutto dunque per questa prima edizione dei nostri TG. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Il meteo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre domina ancora la scena sull'Italia, abbracciando anche il nostro territorio, dove la giornata di martedì 18 gennaio sarà decisamente buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e senza piogge, con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso in montagna. In pianura presenza di nubi basse, foschie e nebbie al mattino, ma via via in sollevamento. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero ovunque, 0 gradi a Venezia, massime sui 6-9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario. Sarà una splendida giornata all'insegna del sole, come vediamo. Il cielo sarà limpido o velato un po' su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, solo con qualche nube al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Straordinaria a 3, ben ritrovati in diretta. Focus di questa ora che trascorreremo insieme sarà il settore della pesca, con gli stati generali che si svolgeranno a maggio, un grande evento per dibattere sulla tutela del settore, sulla salute del mare e sulla sostenibilità economica delle imprese che operano appunto in questo comparto. Ne parliamo insieme al mio ospite. Ho il piacere di riavere in studio Emanuele Mazzaro, direttore del mercato ittico di Chioggia. Ben ritrovato, Emanuele. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito col dire che il 2022 si apre sotto i migliori auspici, perché per il mercato ittico di Chioggia c'è stato un dato molto importante che dobbiamo sottolineare, ed è l'aumento del fatturato di un più 12%. Ci vuole un po' raccontare, ecco, anche questo dato che è molto importante e fa ben sperare proprio per il futuro del settore e del mercato ittico di Chioggia in particolare? Ma sì, esattamente, il dato è quello, un più 12%, quindi un anno che tribolato per altre vicissitudini, naturalmente quelle legate al Covid, ma per noi è stato un anno di rilancio. Venivamo infatti nel 2020 che avevamo chiuso purtroppo con un meno 18%, invece il 2021 è andato molto bene, più 12%, questo significa che tutta l'attività che è stata fatta anche di natura proprio di comunicazione per comunicare quello che fa il mercato ittico, quello che fa il settore della pesca, è funzionato. Devo ringraziare gli operatori del mercato naturalmente e tutta la filiera che si è adoperata per ripartire in quest'anno che è un anno di rilancio. E proprio il tema della comunicazione è fondamentale, ne parleremo anche più tardi, insomma un più 12% nel 2021 che corrisponde a circa 4 milioni di euro di aumento di fatturato, quindi insomma è stato premiato ampiamente quello che è il lavoro di squadra e anche il grande lavoro di marketing territoriale che sappiamo essere fondamentale per questo settore, ma in generale insomma anche per gli altri settori e per il turismo in particolare. Infatti ci tengo poi a dire peraltro che l'aumento del fatturato non è collegato solamente a un aumento dei prezzi, ma è collegato anche a un aumento del prodotto, quindi c'è stato anche più prodotto. Quindi un lavoro importante da un punto di vista proprio della comunicazione per trasmettere alle persone, per trasmettere poi all'intera filiera l'importanza della pesca, del mercato ittico che ho l'onore e il piacere di rappresentare, ma dell'intera filiera. Filiera dell'ittico che si sposa naturalmente con il turismo,
perfetto, poi una città come la nostra, come Chioggia, in cui il mercato ittico è il punto centrale nevralgico della città, sia da un punto di vista economico ma anche sociale direi, ma anche con l'enogastronomia. Quindi una pesca che non deve essere più ritenuta un compartimento a sé stante, ma una pesca che si sposa con l'enogastronomia, che si sposa col turismo. Un asset direi strategico fondamentale. Certamente. Questo più 12% è un dato ancora più significativo se si considera appunto la chiusura dei ristoranti che si è protratta anche nell'arco del 2020 a causa della pandemia. Quindi insomma davvero è un dato molto molto importante, no? Proprio alla luce di quello che è stato il lockdown, che sono state le chiusure. Sì, in effetti è proprio così, perché i primi mesi del 2021 purtroppo sono stati pessimi, erano chiusi i ristoranti, gennaio in particolare, quindi partivamo col meno 19% del 2020 e poi con addirittura quasi un meno 100% a gennaio rispetto all'anno precedente, perché l'anno precedente 2020 a gennaio e febbraio la situazione era normale e quindi ci siamo portati dietro 2 mesi pesanti, una zavorra importante e pesante, però siamo riusciti a riprendere poi il filo, direi, tutta l'attività che è stata svolta, e abbiamo chiuso con un risultato per noi molto importante. Ecco, come sappiamo è sempre importante dare uno sguardo anche al di fuori della nostra realtà. Rispetto agli altri competitors italiani e stranieri, è un dato, quello del mercato ittico di Chioggia, in controtendenza oppure si equivale? Ecco. No, il dato più 12% è un dato molto importante, perché così verificando, spulciando, ci sono delle percentuali comunque con segno positivo, perché rispetto al 2020 naturalmente la situazione in alcuni comparti è migliorata, ma non con performance così importanti, quindi siamo molto contenti. Ci siamo ritrovati in questi studi poco prima del periodo natalizio. Lo scorso dicembre abbiamo avuto modo appunto di anche in quell'occasione di tracciare proprio un bilancio del settore della pesca con gli auspici del periodo natalizio, che sappiamo essere fondamentale per questo settore. E allora com'è andata? È andata molto bene, infatti la possibilità di avere i ristoranti naturalmente aperti e qualcosa in più rispetto all'anno scorso sicuramente ci ha aiutato molto. Per alcuni direi settori della pesca, soprattutto per la molluschicoltura, per esempio il mese di dicembre è strategico, si riesce anche a fare un quarto del fatturato annuo solamente nel mese di dicembre. E questo infatti si è visto, i risultati sono stati risultati importanti, i ristoranti erano aperti o comunque era consentito l'asporto, la filiera quindi ha retto bene e ha avuto un risultato importante. Dicembre è stato un gran bel mese. Fuori onda poco fa stavamo discutendo anche di questo e lei ci raccontava che c'è un prodotto in particolare che è principe del periodo natalizio. Sì, tutta la molluschicoltura, quindi le cozze, le vongole, ecco, questo tipo di prodotti vengono molto consumati, soprattutto nel mese di dicembre, infatti rientrano in quella parte della filiera dell'ittico che produce grandi risultati proprio nel mese di dicembre. Quindi per esempio l'anno prima, che a dicembre la situazione era più difficile, c'è stata una penalizzazione molto importante. D'altra parte i pranzi di Natale o comunque tutti quei pranzi, le cene che si fanno o tra familiari nel mese di dicembre o con amici, per quanto possibile rispetto al Covid, si è riusciti a farli e quel prodotto lì è molto ricercato. Certo, quello appena trascorso comunque è stato un anno molto complesso, con tantissimi settori che hanno appunto risentito dell'andamento della pandemia. La contrazione dei consumi conseguente appunto alla pandemia però non ha ancora del tutto mollato la presa. Certo, questo è un 12% molto importante, però c'è ancora da qualcosa che è da ridefinire, no? Sì, noi rispetto al 2019 abbiamo un dato negativo comunque, ancora abbiamo un 6-7% di volume d'affari in meno, stiamo parlando di un volume d'affari medio di 40 milioni di euro, quindi comunque ecco, 5-6% incide parecchio. Speriamo e confidiamo, anche vista la partenza del 2022, dove i ristoranti sono aperti, la grande distribuzione funziona, c'è comunque
in ogni caso le scelte fatte dall'esecutivo consentono comunque di vivere quasi direi normalmente, e questo ci aiuta molto e è di buon auspicio. Non siamo ancora ai livelli 2019, questo deve essere chiaro, ma insomma puntiamo al 2022 spero ricco di soddisfazioni. Ecco, la pesca in Veneto rappresenta davvero un asset strategico per l'economia. Vogliamo ricordare quelli che sono i numeri del mercato ittico di Chioggia, che sono anche questi numeri molto importanti? Sì, direi che l'economia veneta, un terzo dell'economia veneta si basa anche su questo settore. Il mercato ittico di Chioggia è un mercato ittico all'ingrosso, naturalmente, e ci tengo a dirlo, lo dico sempre, mi fa piacere sottolinearlo, che è il mercato ittico con la flotta più numerosa, quindi ha una flotta fatta di circa 250 pescherecci. E, come sanno molti, ecco, e chi non lo sa li invito a venire a fare un salto a Chioggia a vedere il mercato ittico, sta di fatto al centro della città, quindi è un po' una meta anche bella da vedere, perché non è fuori in una zona industriale ma proprio al centro della città, e ha un fatturato di 40 milioni di euro. Stiamo parlando di operatori che quotidianamente circa 800 persone girano attorno al mercato ittico. Sul fronte invece del quantitativo di prodotto ittico che viene commercializzato? Siamo un numero molto importante, perché siamo intorno a 10.000 tonnellate di prodotto all'anno. Quindi... E poi, lo abbiamo ricordato quando ci siamo ritrovati un mese fa, è famosissimo per questa tradizione meravigliosa che è l'asta del pesce. Sì, il mercato ittico ha questa tradizione molto bella da vedere, infatti adesso noi punteremo, compatibilmente con tutte le normative e tutte le restrizioni, a creare anche l'accesso ai privati proprio per il turismo, collegare come dicevamo prima, il turismo alla pesca, e far venire il più possibile i privati a vedere questo che è uno spettacolo, che è quello dell'asta, perché il mercato ittico vende 2 volte al giorno, vende alle 3 del pomeriggio, quindi fra poco in realtà, e alle 3:45 di notte, e una delle modalità di vendita è proprio l'asta d'orecchio, e quindi la vendita che viene attraverso i commissionari, che sono dei mediatori che vendono in nome proprio per conto dei pescatori, vendono il prodotto, fanno mettere in cerchio i commercianti e ascoltano all'orecchio la proposta dei commercianti, dopodiché identificano la proposta più vantaggiosa e tra l'altro devono dichiarare ad alta voce il prezzo di vendita. Ecco, in un periodo in cui si parla tantissimo di distanziamento sociale, questa asta all'orecchio come si è potuta svolgere? Si è svolta all'inizio con grandi difficoltà, soprattutto in epoca, diciamo, pre-vaccino, nel senso che avevamo i bigliettini, ecco, per ovviare, soprattutto nel 2020 e inizio 2021, e qui c'è stato un po' uno stop, forse la prima volta negli ultimi 50 anni è stato lo stop di questa asta d'orecchio, ma adesso è ripresa, è una modalità che proprio fa parte anche del sentire un po' proprio della cultura anche della città. L'obiettivo è quello di portare i turisti a conoscere l'asta del pesce e di portarsi a casa poi di fatto un'esperienza meravigliosa. Ma questo secondo me è un punto fondamentale, perché solo chi è stato dentro un mercato ittico o anche un mercato dell'orticoltura, comunque dei grandi mercati all'ingrosso, può apprezzare la particolarità della vita che sta all'interno del mercato. All'interno del mercato ittico, parlo per il mio, ci sono varie tipologie di persone, c'è tutta una cultura particolare, è un'esperienza da parte del turista che viene nella città, poi tra l'altro una città che è storica come Chioggia e ha il mare, sottomarina, e vede il mercato ittico, vede questa grande sala aste con tante persone che fanno tante cose diverse, magari non capisce tutto, ma il bello è anche quello, è proprio l'esperienza che vedi solamente lì, ed è secondo me un elemento proprio da sostenere, e creare questo collegamento con il turismo per me è una carta vincente che dobbiamo giocare. Attualmente l'accesso è aperto a tutti oppure no?
No, attualmente l'accesso è aperto solamente agli operatori del mercato e quindi ai grossisti, però naturalmente quando organizziamo le visite o su richiesta la direzione del mercato può autorizzare l'accesso anche dei privati, previo ovviamente le verifiche del caso, è possibile entrare e vedere il mercato ittico. Tra l'altro per legge regionale i privati possono acquistare alla fine delle contrattazioni, possono acquistare direttamente il pesce anche all'ingrosso. Naturalmente in questo periodo di Covid abbiamo sospeso questa possibilità, è nelle nostre facoltà farlo, ma io spero che si possa tornare all'apertura ai privati. Non solo partecipare all'asta, mi sento di dire, ma anche magari uscire con il peschereccio potrebbe essere una bella esperienza per un turista. Bellissima esperienza, lì però ci sono... Con qualche naturalmente difficoltà e normativa, insomma. Sì, ci sono delle, infatti volevo dire questo, ci sono delle norme che non dipendono da noi, soprattutto deve essere autorizzata dalla Capitaneria di Porto, quindi è un po' più complesso, ma c'è già chi lo fa. Quali sono le tecniche, spieghiamolo anche ai nostri telespettatori a casa, le tecniche di pesca che vengono utilizzate a Chioggia? Ma innanzitutto Chioggia ha questo grande vantaggio di poter vendere un prodotto che è a tutto tondo, perché noi peschiamo sia in laguna sia in mare naturalmente, e poi anche c'è tutta l'attività nelle valli, quindi il prodotto che esce dal mercato ittico all'ingrosso di Chioggia è un prodotto che ovviamente è certificato, quindi c'è la certificazione della Comunità Europea, dell'Unione Europea, controllato da tutto il sistema dei veterinari quotidianamente ogni giorno, ed è un prodotto particolare e ricercato proprio per questo, perché viene pescato in mare o anche allevato in mare, pescato in laguna oppure preso anche e pescato nelle valli. Tra l'altro poi una percentuale molto importante di quello che viene venduto all'interno del mercato ittico viene venduto addirittura all'esterno della salaste, cioè pesce azzurro, perché è un prodotto massivo, quindi ci sarebbe troppo prodotto. Quindi davvero acquistare al mercato ittico all'ingrosso di Chioggia significa acquistare il meglio, e tra l'altro, non lo dico io ma sono i dati che parlano, ed è per questo che insomma direi che Chioggia è la capitale della pesca, con un mercato ittico così importante, soprattutto con la prima marineria d'Italia per numero di pescherecci. Un pesce che non finisce soltanto nelle tavole dei veneti, ma che insomma viene commercializzato in tutta Italia e anche all'estero. Sì, infatti noi quotidianamente, come dicevo prima, abbiamo 2 aste al giorno, 2 vendite al giorno, e in entrambi i casi vengono molti acquirenti dalla Spagna, dalla Germania, oltre naturalmente a poter vendere prodotto in tutta Italia, e una piccola parte è anche importato a livello dall'Italia, quindi dal livello nazionale, ma anche dall'estero, un 10% è portato anche dall'estero. Abbiamo detto insomma che, ho anticipato insomma che a maggio ci saranno gli stati generali della pesca. Un primo kick-off, un giorno d'apertura, è stato fatto il 13 dicembre con il mercato ittico, che è stato proprio al centro del dibattito nazionale sulla pesca e sul futuro del settore ittico. Com'è andata? Per noi è stato un grande successo, perché siamo riusciti a organizzare, grazie naturalmente alla Regione Veneto, grazie all'amministrazione comunale di Chioggia, siamo riusciti a organizzare gli Stati Generali della Pesca, o meglio il kick-off, quindi questo prima giornata di lancio degli Stati Generali, che appunto poi si svolgeranno nelle 4 città costiere, quindi a Venezia, a Chioggia, naturalmente a Porto Tolle e a Caorle, ma lo scopo era proprio quello di creare una grande attenzione rispetto al comparto della pesca, al settore della pesca, e far comprendere come le tematiche, che poi saranno analizzate e sviluppate nei periodi i 2, 3, 4 e 5 di maggio, ma di far comprendere come la pesca non è da sola, la pesca deve essere valutata e analizzata in collegamento agli altri settori, come diciamo prima, quindi dell'enogastronomia, per questo c'era appunto
anche una parte di enogastronomia, attraverso la cultura e il turismo, quindi vedere la pesca come un cerchio concentrico insieme agli altri, perché se vogliamo salvare la pesca senza dover declinare sempre le solite questioni, l'ambiente, ma analizzare la pesca a tutto tondo, quindi la pesca inserita in un contesto sociale, un contesto culturale che fa il fatto della pesca uno dei principali elementi della nostra economia. Come anche, dicevamo, insomma, la parte dell'attività di informazione. Quanto è importante divulgare le peculiarità del nostro territorio e congiuntamente anche dei prodotti tipici e insomma, caratteristici, come in questo caso il pesce? Per noi noi crediamo molto in questo, abbiamo fatto un'opera importante di comunicazione che sono sicuro, anzi i risultati lo dicono, hanno portato degli effetti importanti e ci crediamo molto perché comunicare, o meglio fare le cose senza comunicarle, alle volte non consente nemmeno di far capire quello che si è fatto. Invece è necessario fare le cose ma anche riuscire a comunicarle, far capire e trasmettere proprio questa immagine di una pesca che non è solo pesca, che non è solamente la pesca che inquina o che condiziona l'ambiente, ma che è tutt'altro, e cioè che è una pesca attenta all'ambiente, una pesca fatta di pescatori che sono i primi custodi dei mari, è fatta di cultura a livello sociale, ma anche di cultura enogastronomica, di turismo, quindi tutto un collegamento che fa, come dicevamo prima, della pesca uno dei motori trainanti della nostra economia. Voi vi siete avvalsi anche dei cosiddetti influencer, no? Quelli che oggi chiamiamo così, che però insomma fanno davvero un lavoro significativo e possono essere davvero una vetrina importante per il nostro territorio e per i prodotti d'eccellenza. Assolutamente sì, perché è una forma di comunicazione, cioè l'influencer è semplicemente è uno dei metodi, uno dei mezzi per arrivare a una forma di comunicazione magari a certe fasce d'età che altrimenti sarebbero meno interessate al contenuto che tu vuoi trasmettere. Quindi è stata una scelta diversa, anche in parte coraggiosa, naturalmente criticata da taluni, ma io credo che invece faceva parte proprio di una importante scelta, è stata un'importante scelta e ha prodotto dei risultati sotto gli occhi di tutti. Certo, marketing territoriale è davvero il futuro del commercio all'ingrosso, ma insomma un po' di tutti i settori, perché in questo momento la ripartenza è fondamentale anche da questo punto di vista e con l'informazione e la divulgazione. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo, sempre per parlare di pesca, di questo settore. A tra poco. Ben ritrovati in studio, sempre in diretta, sempre per parlare del settore della pesca, no? In compagnia di Emanuele Mazzaro, direttore del mercato ittico di Chioggia. Ci siamo lasciati poco fa, insomma, raccontando quanto la comunicazione e il marketing territoriale possano essere il futuro del commercio di questo settore. Una vetrina importante la offrono anche gli chef stellati che magari utilizzano il pescato del mare Adriatico per le loro ricette. No? Sì, sono una grande vetrina, fanno parte sempre di quella attività di comunicazione a quale noi siamo molto fiduciosi per avere dei risultati importanti ed in effetti è successo per esempio che uno dei chef più importanti, quindi Bottura per esempio, abbia pubblicizzato dei prodotti del mercato ittico di Chioggia. D'altra parte credo che faccia parte proprio di tutta quell'attività che dicevamo prima, e quindi di pubblicità, di marketing con influencer o con i chef stellati, che è fondamentale per trasmettere il messaggio che è quello della peculiarità del prodotto, che è quello della bontà del prodotto, e devo anche dire, un turista che viene dall'estero oppure anche da altre regioni d'Italia può vedersi la città, la storia,
farsi un giro magari in spiaggia e vedere anche il prodotto, quindi vedere il pesce e poi andarlo a mangiare nei ristoranti, quindi un collegamento che consente davvero di far vivere un'esperienza al turista. Chi viene da fuori probabilmente conosce solamente Venezia, Verona, le grandi città, insomma si fa fatica a conoscere quei piccoli borghi, quei piccoli paesini che comunque hanno molto da offrire, però quelle grandi città sono davvero un traino importante per i borghi più piccoli, le realtà più piccole. Eh sì, è fondamentale perché poi il turista vede la grande città, ma se si riesce a fare una pubblicità, di fare del marketing anche per le città un po' più piccole e creare un collegamento con quelle grandi, il turista è naturalmente portato a vedere anche altre parti, altre città e proprio in queste, e quindi fornire un'esperienza diversa da quella classica della grande città che naturalmente uno vuole vedere. Ma poi nel piccolo borgo c'è qualcosa di diverso, il turista è meno preso, ci sono meno persone, in epoche normali naturalmente, e ci sono meno persone ma riescono a vivere un'esperienza diversa. E Chioggia sicuramente, che peraltro è una città che ha 50.000 abitanti, è una di queste. Peraltro è stata anche citata come uno dei luoghi delle 50 città da vedere nel 2022 da New York Times. Quindi. Certo, si dice sempre che noi non siamo bravissimi a venderci, nel senso che abbiamo tantissime realtà, tantissimi prodotti d'eccellenza, ma facciamo un po' fatica a trovare il giusto mezzo per comunicarli. Altri stati, per esempio, con molto meno, ma con una comunicazione più efficace, riescono a essere più incisivi. Cosa manca al nostro modo di comunicare? Questa è un'ottima domanda. Devo dire che forse abbiamo troppe cose da comunicare, anche questo è vero. Ci sono stati che hanno poche cose e quindi si concentrano molto su quella. Noi ne abbiamo così tante che facciamo fatica anche a comunicarle, però dobbiamo imparare perché è fondamentale, la comunicazione è fondamentale. L'ho visto per il mercato ittico, molti potrebbero dire vabbè, ma cosa c'entra la comunicazione col pesce, col mercato ittico? Invece no, perché noi per tutti i motivi che dicevamo prima il mercato deve anche diventare, oltre che un luogo in cui le persone vendono il prodotto, ma deve essere anche un'esperienza per il turismo, perché pensiamo a una persona che dall'estero viene, va in spiaggia, va in città e dopodiché passa per il mercato, vede il pesce, consuma il pesce, il prodotto di là, poi torna magari a casa e vuole comprare sempre quel pesce lì, quindi si è già creato un collegamento e già questa forma di comunicazione è già entrata nelle persone e ha già avuto il suo effetto. Altro dato da sottolineare, la dieta mediterranea per il quinto anno consecutivo è al primo posto nella classifica delle diete migliori del 2022. È ricchissima di grassi sani, proteine magre, come nel caso appunto dei prodotti ittici. Qui c'è la promozione non soltanto del prodotto, ma anche della salubrità del prodotto, del benessere e anche questo è un aspetto sul quale oggi più che mai bisogna forse contare. Sì, anche questo è un punto fondamentale. Noi, come dicevamo prima, abbiamo un prodotto che è certificato dall'Unione Europea, c'è il marchio naturalmente, e poi è costantemente, quotidianamente controllato dal sistema dei veterinari. Quindi sulla salubrità del prodotto non c'è partita. Ma la dieta mediterranea, noi siamo vissuti con la dieta, siamo nati con la dieta mediterranea, e chi tra di noi non ama la dieta mediterranea, che sicuramente è fatta da pasta, della carne, ma il pesce è un elemento fondamentale. Certo. Sempre a dicembre, quando ci siamo ritrovati qui, abbiamo parlato di quelle che sono le regole dell'Unione Europea per il settore della pesca. Dal 1° gennaio queste regole sono cambiate, ci sono diverse proposte. Attualmente che cosa possiamo dire da questo punto di vista? Allora, possiamo dire che l'Unione Europea ha previsto una serie di riduzioni dello sforzo della pesca. Consideriamo che già oggi i pescatori escono e pescano in settimane normali, quindi vuol dire quando non c'è per esempio un brutto tempo, pescano comunque 3 giorni e mezzo a settimana. Lo sforzo richiesto dall'Unione Europea sarebbe quello di ridurre ulteriormente, arrivando fino a 2 giorni e mezzo. Questo è nel calcolo annuale.
E questo vorrebbe dire avere delle conseguenze disastrose per l'economia di aziende e dell'intera filiera, e quindi avere delle ripercussioni a livello proprio sociale anche. Quello che chiediamo noi attraverso l'organizzazione anche di Stati Generali e dei temi che devono essere discussi, che verranno discussi a maggio e che poi avranno lo scopo di trasmettere un messaggio ai nostri rappresentanti, alle istituzioni europee, è proprio quello di valutare la peculiarità della nostra pesca, valutare le regole che valgono per tutta l'Unione Europea, ma in realtà scontano delle diversità, perché il nostro mare, il mare Adriatico, non è il mare del Nord Europa. Quindi di valutare regole più precise a seconda delle realtà che sono diverse, e poi fare attenzione al concetto della pesca, che non deve essere declinato solo dal punto di vista della pesca e quindi l'ambiente, ma deve essere valutato rispetto a un'attenzione all'economia, alla società, e se è necessario fare delle trasformazioni, per esempio dei cambiamenti anche per i pescherecci, di avere il tempo di farlo. Se il peschereccio inquina perché è un motore che inquina, avere il tempo di fare questi cambiamenti, queste modifiche anche ai motori e modifiche a tutto quello che danno la possibilità proprio all'intera filiera di trasformarsi. Attualmente quanti giorni all'anno può operare la flotta peschereccia? Ma come dicevo prima, il calcolo viene fatto di regola 3 giorni a settimana, dopodiché c'è anche il fermo biologico generale che va dai fine di luglio all'inizio di settembre, e poi ci sono altri fermi per altre tipologie di pescato, quindi c'è una riduzione importante, sono 140-150 giorni, ma si arriverebbe a 120 giorni. Quindi si sta discutendo, l'Unione Europea sta discutendo appunto per introdurre queste limitazioni. Esatto. Gravissimi, insomma, lo capiamo semplicemente i problemi che potrebbero minacciare la tenuta stessa di tantissime aziende che operano in questo settore, e quindi non sarebbe più sostenibile il lavoro dei pescatori sostanzialmente. Esattamente quello, cioè se noi prendiamo la pesca, l'analizziamo come compartimento stagno e diciamo dobbiamo ridurre fino a 120 giorni, vabbè, riduciamo fino a 120 giorni e dopo che abbiamo ridotto fino a 120 giorni le persone come mangiano, le aziende come stanno in piedi, cosa facciamo? Quindi tagliare così perché dobbiamo tagliare non è una soluzione, va analizzato nel complesso, quindi tenere conto che la pesca è anche cultura, è anche società, ci sono delle aziende, allora diamo il tempo, se dobbiamo proprio ridurre, innanzitutto cerchiamo di capire cosa ridurre e come ridurre, e poi diamo il tempo di farlo. Lo scopo di questa riduzione è arrivare a che obiettivo? Ma una presunta sostenibilità ambientale, perché l'unico paradigma è proprio quello, cioè l'analisi di ridurre è perché c'è ridurre lo sforzo della pesca per la sostenibilità ambientale, l'unico punto è quello. Le ripercussioni, come abbiamo detto, sarebbero naturalmente nel lavoro dei pescatori, nella tenuta delle imprese che operano in questo settore, ma le ripercussioni però le avrebbero anche i consumatori probabilmente, perché forse non troverebbero più pesce fresco tutti i giorni sui banchi. Quello è un altro punto interessante, perché se noi tagliamo la pesca, oltre ad avere un problema per le aziende e per i pescatori, abbiamo un problema per la società, quindi è un problema di tenuta sociale. E poi io non smetto di mangiare pesce, io continuo a mangiare pesce, solo che il pesce non arriva più dal mare Adriatico, ma arriverà dall'Oceano Indiano, con meno controlli, quindi, o con controlli diversi, e sicuramente non il prodotto locale. Quindi non abbiamo risolto un granché, nel senso che è vero che il mare Adriatico diventa un acquario, perché diventerà un acquario in questo modo, nel senso sarà tutto tutelato, ma noi continueremo a mangiare pesce che viene da altri posti dove per esempio sono anche meno controllati. Quando si deve esprimere la comunità europea su questo? Noi contiamo nel 2022 di riuscire a trasmettere queste osservazioni importanti e cercare di far cambiare le indicazioni nel corso dell'anno. Una penalizzazione, perché di fatto si tratta di una penalizzazione della pesca italiana e anche della pesca degli altri stati, oppure la più penalizzata sarebbe l'Italia?
Beh, noi siamo sicuramente i più penalizzati perché siamo una penisola di fatto circondata da mari tra l'altro diversi fra di loro e, come dicevo prima, applicare in modo tranchant la normativa che si applica per i mari del nord a noi penalizza noi. Certo, quello che verrebbe a mancare è anche la tutela del Made in Italy e quindi del prodotto tipico d'eccellenza del nostro mare. Tutto è prodotto locale. Tutto il prodotto locale sarebbe ridotto, pescare 120 giorni all'anno vuol dire pescare un giorno su 3 e quindi sostanzialmente 2 giorni alla settimana, un poco più, e quindi vuol dire non avere prodotto locale con tutte le conseguenze che dicevamo prima di natura economica ma anche sociale e anche culturale, perché se io non mangio più prodotto locale non ho più, perdo anche quelli che erano i ricordi un po' del passato, come dire, della storia, che sono una parte fondamentale della nostra cultura. Qual è il sentore proprio degli operatori del settore, insomma, che lei comunque vive quotidianamente? Sono molto preoccupati. Sono molto preoccupati perché oltre a svolgere un lavoro comunque difficile, che spesso è anche collegato alla situazione del mare, quindi non è che si può sempre lavorare, ridurre ulteriormente lo sforzo della pesca significa per loro aggravare ulteriormente le proprie tasche, perché c'è anche a dire questo. Ogni volta che io accendo il motore e esco comincio a spendere 2, 3, 4 mila euro, quindi solamente per essere usciti, e non è che mi è garantita la battuta di pesca. Quindi ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca così crea grande ansia. Sono previste altre limitazioni che riguardano altri aspetti, oppure insomma questa delle limitazioni delle giornate di pesca è quella più eclatante? Questa è la cosa più importante, sono le giornate della pesca. Poi dopo ci sono alcune zone, per esempio all'interno dell'Adriatico, nord-Adriatico, dove non si può pescare perché sono zone tutelate, e poi noi abbiamo purtroppo, o meglio per fortuna, secondo i punti di vista, anche la questione del MOSE, che sicuramente aiuta le città, ma ha creato e creerà sicuramente difficoltà per i pescatori. Ecco, spieghiamo nuovamente, insomma, perché appunto quando ci eravamo visti un mese fa ci aveva raccontato quella che era la problematica per quel che riguarda il MOSE. Ce la può riepilogare così insomma capiamo meglio anche se ci sono degli sviluppi? Il MOSE naturalmente sono quelle paratie mobili che salvano le città sostanzialmente dall'alta marea e tutte le isole della laguna, in particolare Venezia ha avuto degli ottimi risultati, però è chiaro che quando le paratie sono sollevate i pescatori non possono uscire, ma quando ancora di più se sono sollevate, oltre a non poter uscire, non possono nemmeno rientrare, quindi c'è anche un problema di sicurezza. La questione è proprio quella di riuscire a gestire il MOSE con comunicazioni chiare, facendo sapere al pescatore di poter entrare e uscire. In tutto questo la cosa più complessa, il problema principale è che originariamente si era pensato di fare delle buche di porto in modo da far passare comunque i pescherecci, ma non sono con chi navigazione, ma non sono pronte, e questo quindi crea difficoltà proprio nella gestione anche dei pescatori per uscire o rientrare. Ci sono degli sviluppi appunto da questo punto di vista? Sì, lo sviluppo è che il sindaco di Chioggia, il nuovo sindaco di Chioggia è stato a Roma e la possibilità che è stata data è quella di calcolare il periodo di pesca non più solamente in giorni ma anche in ore, quindi recuperando eventualmente le ore nel caso in cui uno le perdesse per proprio il MOSE. E mentre la costruzione di queste infrastrutture che sono necessarie dovrebbero iniziare a marzo, però ecco, le conche di navigazione che sono proprio necessarie per creare il passaggio dei pescherecci prima di 2 anni non saranno probabilmente pronte. Quindi insomma si aggiungono altre difficoltà naturalmente a quello che è l'andamento del settore. Noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi tra poco.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta, parliamo del settore della pesca con le sue difficoltà e con la Comunità Europea che si deve pronunciare su quelle che sono le limitazioni appunto volute dall'Unione Europea per tutelare maggiormente il nostro mare e comunque il settore della pesca. Emanuele Mazzaro, il 2022 è l'anno internazionale della pesca, nel bene e nel male può essere comunque un modo per puntare i riflettori su questo settore con le sue difficoltà, con le sue peculiarità. Sì, è l'anno internazionale della pesca, quindi speriamo che sia di buon auspicio. 2022 che è iniziato per noi direi bene, come finito il 2021, sperando che l'anno appunto sia un anno positivo proprio dal punto di vista economico-sociale, sarebbe per noi un gran rilancio proprio e coincidente con l'anno internazionale della pesca, un modo per porre attenzione al settore dell'ittico, che dal mio punto di vista, come dicevo prima, non deve essere solamente analizzato come compartimento stagno, ma deve essere qualcosa in più collegato agli altri settori. E proprio in questo contesto infatti che si svolgeranno gli Stati Generali della Pesca. Ecco, a maggio, giusto. Che cosa accadrà? Perché so che sarà un grande evento che si svolgerà appunto a Chioggia, che cosa dobbiamo aspettarci? Sarà un grande evento, è organizzato attraverso la Regione del Veneto, noi siamo stati i primi a lanciarlo, proprio per questo motivo abbiamo fatto il kick-off, abbiamo fatto la presentazione il 13 dicembre del 2021 e abbiamo iniziato a individuare i temi da trattare. E si svolgerà in 4 giorni, quindi 3, 4, 5 e 6, e si svolgerà in modo itinerante perché la scelta è stata quella di coinvolgere l'intero settore e quindi le principali città più importanti sulla costa per quanto riguarda il pesce e la pesca, e quindi naturalmente Chioggia, dove è partita l'idea, Venezia, Porto Tolle e Caorle, quindi anche con attenzioni diverse rispetto alla tipologia della pesca, della tipologia del prodotto e del pesce che viene venduto, quindi cercare di analizzare tutte le questioni che riguardano proprio il settore dell'ittico. Tanti eventi in quelle 4 giornate proprio per porre l'attenzione sulle criticità anche del settore e insomma arrivare a un dialogo. L'idea infatti è proprio quella, e cioè analizzare il settore, analizzare le criticità, trovare delle soluzioni, perché questo è fondamentale, trovare delle ipotesi da portare al vaglio poi dei nostri rappresentanti all'Unione Europea. Lo scopo è proprio quello, porre attenzione sia del pubblico, porre attenzione degli operatori, ma trovare delle soluzioni. Questo è fondamentale. Si sente sempre parlare di pesca sostenibile, che cosa significa? Perché comunque insomma, il termine sostenibile, sostenibilità è anche forse un po' abusato. Sì, esatto, sì, anche secondo me è un po' abusato, ma probabilmente l'idea, il concetto di sostenibilità sconta anche quell'attenzione esclusiva rispetto all'ambiente, e cioè pensare di costruire una pesca sostenibile riducendo per esempio lo sforzo della pesca, che abbiamo detto prima, che è un po' l'idea dell'Unione Europea. Questo però non consente agli altri settori di sopravvivere. Sostenibile significa anche dare la possibilità di trasformare la pesca, quindi creare per esempio una pesca che riducendo i rapporti tra gli operatori, quindi potendo vendere per esempio direttamente anche a remoto, da remoto, con la digitalizzazione per esempio dei mercati all'ingrosso, che potrebbe essere molto utile, dando la possibilità ai pescherecci di essere trasformati, quindi di inquinare meno, ma ci vuole del tempo, questo è fondamentale. E quindi riconvertendo un po' la pesca, aiutandola e non semplicemente in modo così tranchant, tagliando i giorni di pesca. Anche perché quando si parla di mercato ittico di Chioggia si associa sempre al termine custodi dell'Adriatico, ed è davvero così, insomma, sono davvero i custodi del nostro mare e vengono
sono fondamentali perché tutelano davvero il nostro mare, i pescatori. I pescatori sono i primi che hanno a che fare col mare tutti i giorni, sono quelli che hanno un po' il polso della situazione, e voglio ricordare, ci tengo sempre a ricordare che i pescatori quando pescano purtroppo spesso pescano anche plastiche e rifiuti che non vengono dal mercato, quindi non vengono dalla pesca, ma vengono purtroppo da tutto il resto, e sono i primi a riportarli e a pulire il mare e a riportarli quindi a terra e a stoccarli. Quindi è un'opera meritoria, è un'opera di pulizia e spesso questo si dimentica. Ecco, sì, appunto si parla di blue economy e il turista comunque, abbiamo detto il termine sostenibilità è forse un po' abusato, però al turista piace, cioè il turista cerca il prodotto frutto di processi particolarmente sostenibili, cerca insomma queste cose qua, quindi è un aspetto molto importante da cavalcare forse. Sì, è un aspetto importantissimo, infatti per quello che l'idea stessa che il turista possa venire, io parlo per Chioggia dove c'è il mercato naturalmente, possa venire a visitare la città, a fare un giro in spiaggia e dopo aver visitato la città, vedere il mercato ittico, vedere quel prodotto e sapere che quel prodotto lì, quel pesce lì è stato pescato poco prima e arriva subito al ristorante, quindi c'è una catena limitatissima, molto breve, certo. breve, è apprezzato, è molto apprezzato. Siamo quasi in chiusura, qual è il futuro, quale sarà il futuro del mercato ittico di Chioggia, che cosa avete in previsione? Beh, allora il mercato ittico poi adesso è sempre stato al centro della decisione se spostarlo, lasciarlo lì, queste sono questioni politiche e poi l'amministrazione attuale vedrà. Per il momento è lì e allora rispetto a dov'è noi abbiamo una serie di importanti diciamo, novità, dalla digitalizzazione della sala aste, che anche questo è stato col contributo FEAMP, che ci consentirebbe e ci consentirà di poter vendere anche diciamo, da remoto il prodotto e quindi creare un'attività di logistica, sempre rispettando l'asta naturalmente che c'è, ma creando un'attività proprio di logistica e di vendita del prodotto. Il rifacimento, rifaremo tutte le banchine, questo consentirà per esempio agli operatori del mercato e ai pescherecci di ormeggiarsi più velocemente, più facilmente, e poi finalmente io spero entro la prima metà dell'anno costruiremo, per noi molto importante, sembra una banalità ma è molto importante, un'isola ecologica, è fondamentale per lo stoccaggio di tutti i rifiuti che vengono prodotti naturalmente dal mercato ittico. Sono delle novità importanti e anche questo ci consente di avvicinarci a una pesca sostenibile, perché vuol dire stoccare i rifiuti, non avere le problematiche per esempio delle cassette di polistirolo che ahimè sono molto inquinanti e sono una problematica seria per noi. Finora come avveniva? Per il momento c'è uno stoccaggio, diciamo proprio lì non c'è l'area deputata, non è circoscritta, o meglio è circoscritta ma è all'aperto, quindi con diciamo, dei limiti che nascono dalla presenza dei gabbiani, dal tempo, dal vento che può spostare le cassette. Creando un'isola ecologica con l'entrata anche con beige, quindi solamente per gli operatori del mercato, solo gli operatori del mercato potranno utilizzarla, verrà stoccato con l'ausilio naturalmente delle società che si occupano di quello e sarà anche diciamo, ben definita e ben chiara e anche più pulita in sé. Quindi un assetto ancora di più definito, chiaro e insomma più pulito, più ordinato. L'idea è quella, in attesa che tornino i turisti a vederci, sarebbe fondamentale riuscire a farlo. Lei parlava della digitalizzazione, è un processo dovuto al tema della pandemia che quindi ci ha imposto appunto di utilizzare gli strumenti digitali oppure è solamente un processo di ammodernamento? Nasceva come un processo di ammodernamento perché l'idea c'era già e infatti avevamo già partecipato al bando, il progetto era già stato sviluppato, però naturalmente la pandemia ha velocizzato la scelta e credo che sia importante anche per uno che sta non so, in Olanda poter vedere bene il pesce che viene venduto al mercato ittico all'ingrosso di Chioggia e poterlo scegliere attraverso naturalmente l'uomo che è lì preposto per l'acquisto o per la vendita, ma attraverso proprio un sistema di digitalizzazione che funzioni.
Allora verremo a vedere questa nuova veste, speriamo che vengano anche tanti turisti appunto a vedere questa nuova veste del mercato ittico di Chioggia. Siamo in chiusura, io ringrazio Emanuele Mazzaro, direttore del mercato ittico di Chioggia, di essere stato con noi. Grazie davvero, grazie anche a voi di averci seguito da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.